Chi è il moderatore adesso? L'ho già messo. Alberto. L'ho aggiunta io. L'ho appena aggiunta. Invita già. Sono Sì. accesi tutti e due, ok. Invita già. Non devi toccare. Cosa si dice in questi casi? Invito le persone tra alcuni secondi stiamo iniziando. Aspetta. Devo appoggiare bene. Forse è basso. Piccio. Ci sono le riserve, hanno tutti fulli, così siamo un solo tavolino. Da spostare? Sì. Ci sediamo. Isabella dov'è? Mettete a fianco a PG, così loro si mettono vicine e hanno i fulli. Bobo, come ci mettiamo? A me hanno assegnato questo posto. E allora io qua. Di apparizione. Chiamo? Perché poi Isabella deve usare il computer, capito? Ora invito i presenti a prendere posizione in quanto tra qualche minuto iniziamo. Possiamo iniziare? Allora. Buonasera a tutti. Io, per chi non mi conoscesse, sono Alberto Medda Costella e sono il responsabile della comunicazione della regione di Aristanis. Apriamo il dibattito di questo pomeriggio dal titolo Storia nazionale, un progetto di diffusione possibile per le scuole. Sicuramente è un argomento delicatissimo che finora è stato ampiamente trascurato e che come conseguenza logica della scarsa percezione di noi stessi ha portato all'oblio di numerosi siti archeologici e ad altrettanti edifici dell'età medievale, moderna e contemporanea, in alcuni casi addirittura la loro completa distruzione o stravolgimento nelle sue forme complessive, che voi appunto per l'assenza di ricerche, voi per la scarsa divulgazione di quelle esistenti, ha costretto più di una volta molti sardi a pensare quasi che il nostro territorio, la nostra isola sia quasi un posto senza storia, senza cultura. Chi vi parla paradossalmente ha preso quel poco parliamo chiaramente di tanti anni fa, è dovuto andare via da qui per conoscere per esempio la storia giudicale. Andra Garau, guida archeologica, Anna Rosa Corda, insegnante, e Roberto Pigiori alla mia destra, che è qui in rappresentanza di SCIDA, che è l'organizzazione studentesca dei giovani indipendentisti. Alla mia sinistra abbiamo Isabella Torre, anche lei insegnante. Cedo la parola a Maurizio. Ok, vediamo innanzitutto di tarare l'intervento sul pubblico. C'è qualche insegnante qua in mezzo? Di storia dell'arte non vale. Insegnanti di altri generi? Nessuno, ok. Tutta questa storia nasce dal fatto che, appunto, come ha detto il nostro moderatore, io scrivo testi scolastici, mi occupo soprattutto di storia, geografia, materie umanistiche, e siccome li scrivo per gli editori italiani, per la scuola italiana, e i programmi del MIUR, del Ministero, non prevedono o non danno spazio adeguato alla Sardegna, alla storia della Sardegna, in questi libri, nei libri di storia che io scrivo, della Sardegna non si parla mai. Io ho vissuto a lungo tra Roma e Milano, sono tornato in Sardegna da un anno e tornando qui mi sono chiesto se
questo problema non potesse essere affrontato. Ho parlato con diversi insegnanti scoprendo, ma già 2 anni fa, proprio in questo periodo, diciamo ugualmente, che il fine di questa operazione è naturalmente politico. Voi sapete benissimo che la maggior parte dei nostri conterranei non conosce la storia della sua isola, non conosce la storia del suo popolo, del proprio popolo. Moltissimi sardi non sanno praticamente niente del loro passato, eppure si comportano come se di quel passato portassero tutto il peso sulla schiena. Questa è una cosa che a nostro avviso deve cambiare. Il primo passo perché cambi è la scuola. Adesso do il microfono a Isabella che vi spiegherà, anche se qui non c'è nessun insegnante, nessun maestro, vi darà un'idea di come questo PDF, questo semplice PDF, possa essere utilizzato in classe. Poi Alessandra vi dirà che abbiamo comunque cercato di fare un lavoro scientificamente accurato e infine Anna Rosa vi racconterà come questo stesso lavoro potrebbe essere dispiegato sulle altre classi della scuola italiana e sugli altri ordini di scuola. Buonasera a tutti, siamo molto contenti di essere qui, di averci dato questa opportunità, è la nostra prima uscita, così si può dire, è il nostro battesimo. Crediamo molto in questo progetto, le ragioni le ha ben esposte Maurizio. Io sono una maestra elementare e sento molto forte questa esigenza. Ho avuto la fortuna di avere una maestra tanto tempo fa che queste cose le faceva e che, come tutte quelle che lo fanno, sono mosse da una forte passione, appunto da una base volontaria, quindi una ricerca propria, individuale, spesso solitaria all'interno di una scuola, lasciando quindi quella scuola, fare storia alle scuole elementari porta delle grandi difficoltà, perché capite bene che stiamo parlando di un'età evolutiva in cui parlare di tempi lontani nel tempo comporta delle difficoltà notevoli. Quindi parliamo di una terza elementare, di bambini di 8 anni che hanno una formazione, un'evoluzione psicologica particolare, escono da una fase particolare, quindi faticano a cominciare a considerare il resto del mondo, no? Oltre se stessi. Faccio queste precisazioni perché è necessario anche evidenziare quelle che sono le difficoltà che si possono incontrare. Quali sono le difficoltà di una maestra in terza elementare che fa storia? Ecco, queste sono, per esempio, questa è una grande difficoltà. L'altra difficoltà è che aderendo a quello che è il dettato delle indicazioni, adesso si chiamano così, quello che il Ministero della Repubblica Italiana detta, che fortunatamente, vi devo dire, negli ultimi 2 anni ha avuto degli influssi molto positivi da chi sulle materie storiche, storico-geografiche sta lavorando, ha avuto degli influssi positivi per cui c'è un richiamo, il suo cerchio parentale, gli amici, la scuola, la classe, la scuola, il quartiere e così via. Questo è il procedimento. E allora come facciamo noi in Sardegna a permetterci di saltare questa fase senza considerare il nostro contesto? Dove lo mettiamo? Facciamo finta che non esiste? Come facciamo a pensare che i nostri cittadini di domani possano comprendere il contesto storico, sociale in cui vivono senza fornirgli degli strumenti perché questo accada? Ora, voi direte, ma questa sta dicendo queste cose a noi, che indipendentisti lo sappiamo bene. Questo è un cavallo di battaglia da sempre, gli indipendentisti sono sempre stati molto sensibili a queste tematiche, perché Maurizio chiedeva dall'inizio, scusate, se c'erano maestre, perché purtroppo ancora molte maestre, molti insegnanti, io parlo della scuola primaria dove siamo, mi scappa il femminile perché siamo la maggioranza donne, ancora hanno qualche ritrosia e si nascondono ancora dietro qualche motivazione. Noi, ecco, cerchiamo di levare tutte le scuse, perché un problema davvero serio è che se uno davvero ha riflettuto sulle indicazioni, quindi se tiene a fare il suo lavoro come si deve, se ha studiato e se ha una formazione adeguata al compito che è chiamata a svolgere, cerca i libri di testo e non c'è niente.
Io non ho una formazione archeologica, non ho delle competenze specifiche che mi possano aiutare a individuare i contenuti giusti da proporre ai miei alunni. Io quest'anno ho una terza elementare, anzi ne ho 3. Se noi non avessimo lavorato a questo progetto, io avrei fatto come fanno tutte le persone che questi progetti li portano avanti da anni, quelle famose su base volontaria, ma ancora troppo poche. Avrei cercato Alessandra, siamo molto amiche, gli avrei detto: Ale, aiutami, è corretto questo? È giusto se dico così? Io devo fare questo programma, è giusto? Avrei dovuto fare questo. Cioè manca un riferimento dal quale prendere le mosse che possa guidare gli insegnanti. Guardate che non è una cosa di poco conto, perché di fatto quel passaggio blocca tutto il resto, lo blocca, paralizza non solo l'attività di un insegnante, alla fine di una scuola. E una scuola è espressione di una comunità. Quindi l'idea di creare questo strumento, lo vedrete, è un PDF molto leggero. Leggero vuol dire che abbiamo cercato di prendere le cose fondamentali, c'è stato un lavoro di adattamento al linguaggio, al lessico, abbiamo cercato proprio di scegliere le cose più importanti in modo che nessun insegnante possa trovarsi, come dire, solo. A quel punto è disponibile per tutti, sarà disponibile per tutti con un click. Se in ogni scuola riusciremo ad avere un referente, si porta la chiavetta e se lo scarica. Io pensavo di proporlo ai genitori: volete avere il cartaceo? La scuola non ha soldi per stampare, lo stampiamo perché ci sono delle belle immagini. Ma torniamo agli insegnanti. E abbiamo detto uno strumento leggero, vuol dire che davvero ci sono le cose essenziali. Ognuno a seconda del contesto, dei mediatori culturali che decide di utilizzare, perché poi torniamo alla professione, questo ci interessa dare risposte a chi ha difficoltà, immaginazione che in questa fase è molto forte, quindi tutto va riportato, senza però prescindere dal loro vissuto. Io mi chiedo, i bambini di Oristano, io abito a Oristano, i nostri bambini quando vanno a giocare in Savazza del Savorta Manna, piazza Roma, c'è quella bella torre, ci giocano intorno. I bambini giocano intorno alla torre di Mariano II. Ma quanti di loro sanno che cos'è questa cosa? Guardate che è un problema serissimo, perché significa dare un significato allo spazio, e lo spazio che l'uomo costruisce in un modo piuttosto che in un altro rispecchia quella comunità. Sono dei passaggi assolutamente importanti. Non pensiate che i bambini di 8 anni non le sappiano osservare queste cose o non le sappiano capire. Certo, relativamente alla loro età mentale coglieranno quella parte, ma da parte nostra è doveroso riportarli a questo tipo di cose. Cosa cerchiamo il cittadino responsabile quando? A 18 anni? Quando è che impariamo a portare i bambini a riflettere, ripeto, sullo spazio e sul tempo che portano poi, che fruttano poi i cittadini, la città, le strade, il territorio che hanno intorno. Quindi le fonti e il territorio. In terza elementare la partenza è proprio questa. E che faccio? Parlo delle fasi della Terra, molto in generale. Immaginate, ripeto, quanto è difficile per un bambino parlare di miliardi di anni che sono. Una cosa molto importante per i bambini in questo momento sono le rappresentazioni grafiche delle linee del tempo. Con la linea del tempo il bambino visualizza. Provate a chiedere a un bambino di quell'età: mettimi in sequenza gli eventi dal tuo compleanno a oggi, 2 o 3 cose. Non è una cosa da tutti, è una cosa molto difficile, è un'astrazione difficilissima. Però le linee del tempo ci sono, vanno costruite, vanno fatte in base alle nostre esigenze e così via. Dovremmo arrivare, quindi si parte più o meno dal Mesolitico, questo è il programma della terza, è dettato un programma normale di storia. I grandi dinosauri che piacciono tanto ai bambini, poi e siamo più o meno, vi dico come periodo, siamo più o meno a novembre-dicembre, fine dicembre che si parla di questo.
poi cominciamo con il processo di dominazione, poi arriviamo, quindi si parla del Paleolitico, si parla del Neolitico, il grande passaggio è la storia, la scrittura, i primi insediamenti. In terza elementare ci fermiamo qui, quindi è un lasso di tempo che è stato rivisto ultimamente nei programmi, prima era molto più vasto. Come la inseriamo la storia sarda? Come si inserisce qualsiasi sequenza della storia di un popolo, né più né meno, utilizzando le strisce del tempo, utilizzando quelle che sono le immagini. A scuola ormai disponiamo in Sardegna delle LIM. La LIM è uno strumento eccezionale, ci dà la possibilità in tempo reale, sempre che la scuola paghi la connessione, questo è un altro problema, di avere riferimenti continui con i siti che nella nostra terra abbondano, se ne hanno coscienza di quello che è la storia e perché serve la storia. Guardate le immagini che vengono proposte, quindi il nostro passato insomma è molto importante per capire il nostro presente, questa è la risposta a cui si dovrebbe pervenire. Vogliamo studiare la storia della Sardegna, capire il perché è semplice, sai cos'è questa? E vengono proposte delle immagini, sai chi è questa donna, sai che avvenimento è questo, ricordi questo personaggio. Sono, come vedete, immagini differenti stadi temporali, non è che siccome parliamo di preistoria dobbiamo per forza stare in quell'ambito, e sono tutte immagini del passato, di una cosa che non c'è più. A volte non sappiamo rispondere a queste domande, notate anche il linguaggio estremamente semplice, lo potete confrontare con qualsiasi altro sussidiario della terza elementare, il trend è questo. Eppure noi siamo sardi, siamo nati qui, siamo vissuti qui e viviamo qui. Non rispondere a queste domande è strano, non trovi? Perché studiamo la storia di Sardegna? Ecco di nuovo la nostra prima domanda, tu studi la storia e sai perché lo fai. Vogliamo studiare anche la storia della Sardegna, le domande che ti abbiamo fatto ti hanno di sicuro aiutato a capire il perché. Chi siamo noi sardi? Qual è il nostro posto nella storia? Qual è il nostro posto nel mondo di oggi? Allora, nessun insegnante ormai può dire che questo è folklore. Nessun insegnante può venire a replicare: ah, ma tu sei un indipendentista, tu sei fissata con la storia della Sardegna. E tutta questa storia della lingua sarda e della storia sarda e ne vuoi fare dei ghettizzati. Queste sono le risposte che ci sentiamo frequentissime dai nostri colleghi. Eppure vi posso assicurare che invece quando i laboratori partono, quando i lavori si fanno, quando c'è un passaggio importantissimo, questo lo dico Pierluigi Annis, dov'è? Non c'è in questo momento, peccato, mi siano completamente coinvolti nelle attività della scuola, sempre, qualunque esse siano. Queste in particolar modo, perché i pregiudizi su questi argomenti sono tantissimi. Quando l'anno scorso, per 2 anni consecutivi, abbiamo fatto un lavoro all'utilizzo del CLI con la lingua sarda, ci sono stati i genitori che molto umilmente, alla fine della presentazione del progetto, prima che partisse, ci hanno detto: ci avete distrutto dei convincimenti che erano radicatissimi, ci avete rimesso un po' in mutande, passatemi l'espressione, ci avete messo in crisi, pensavamo che bisogna dare delle argomentazioni a ciò che si fa, il lavoro deve essere fondato su delle ragioni professionali, i professionisti devono essere consci di quello che fanno e ripeto, l'insegnamento della storia prevede come risultato finale dei cittadini responsabili che diventeranno poi attori del loro futuro. Vogliamo vivere meglio, conoscere il nostro passato di sardi ci aiuta a capire meglio il presente. La storia si studia per capire da dove veniamo. Qui c'è un altro punto fondamentale che richiederà una di quelle visualizzazioni che abbiamo detto prima, la costruzione di una linea del tempo molto chiara, molto generale, dove chiaramente manca molto, ma quello che a noi interessa è che i bambini si orientino in tempi troppo lontani da noi per avere una percezione chiara. Quindi abbiamo messo pochissime cose. Parliamo di preistoria. Sai che la preistoria si divide in paleolitico, neolitico e nelle diverse età dei metalli. In Sardegna la preistoria è stato un periodo di tempo molto lungo
e si divide in prenuragico, paleolitico, neolitico ed età del rame, e nuragico. Abbiamo scelto questa suddivisione. Ripeto, è stata una scelta molto discussa, sì, discussa. Si è deciso poi di andare proprio su questo schema estremamente, questo termine è quello che ci piace più, leggero. Ognuno di noi può poi arricchire a seconda di tante cose, del contesto, delle competenze, delle scelte che ogni insegnante fa. La parola nuragico riguarda i nuraghi, mentre la parola prenuragico significa prima dei neuraghi. Ripete ancora, quindi vedete il linguaggio è estremamente semplice. Ecco, noi quest'anno studiamo il periodo prenuragico e cominciamo a parlare in termini forse nuovi, perché è vero che di nuraghi ne è pieno il mondo sardo. Molti bambini li vedono e non sanno cosa siano. 4 tappe importanti. Le date che noi abbiamo individuato, che abbiamo focalizzato come fondamentali, sono il 450.000 a.C., quale data le prime tracce della presenza dell'uomo, ma non ci siamo soffermati appunto per la ragione che ho detto prima. Poi abbiamo il passaggio dal Paleolitico al Neolitico, quindi l'uomo diventa coltivatore, il 3000 a.C. che segna l'uso dei metalli, e il 1600 la data della comparsa dei primi nuraghi. Questo è, in linea, ripeto, molto generali, quello di cui ci si dovrebbe occupare in terza elementare, prendendo come riferimento lo stesso quadro cronologico che fanno i programmi ministeriali. Quindi non stiamo andando a dire niente di strano, siamo perfettamente adeguati a ciò che il dettato ministeriale ci dà. Quindi non siamo neanche fuori legge. Se per caso qualcuno gli mandassero la Digos, che so, può capitare. Questo è un esempio, ecco, di questa è una semplificazione di quello che abbiamo appena detto, le date fondamentali, eccetera. L'arrivo dell'uomo in Sardegna, come è arrivato, quindi un esempio, riportiamo qualche immagine, anche queste possono essere arricchite, possiamo completarle come vogliamo, è solo una base. C'è un riferimento ad altre terre emerse, quindi i fenomeni. Vedete sotto, alla fine di ogni pagina, collegamenti, geografia. Chiedi alla maestra di spiegarti perché il livello del mare era più basso di quello di oggi. Chi fa scuola sa che i raccordi sono imprescindibili. Mica ogni disciplina sta per conto proprio, mica siamo a compartimenti stagni. Scusate. Da Homo erectus a Homo sapiens, ecco c'è un riferimento qui. Semplificazione, è uno strumento leggero. Anche chi solo si ferma a fare questo fa già tantissimo. Fa storia di Sardegna. Sempre quindi le sepolture, un riferimento alle Domus Deianas, planimetrie, disegni, perché erano fatte così, il megalitismo, i menhir, i dolmen, i circoli funerari. Quindi immagini e disegni. Scorro perché mi stanno dicendo che mi sto trattenendo troppo. Monte d'Accoddi, una bellissima ricostruzione. Per concludere, in queste pagine abbiamo raccontato la storia degli abitanti prenuragici della Sardegna, abbiamo capito molte cose importanti, una storia lunga, centinaia di miglia, vedete, quasi ridondante, perché i bambini hanno anche bisogno di questo, sulle cose bisogna ritornare, l'ossidiana, le Domus Deianas, i menhir, eccetera, eccetera. È una storia complicata. È complicata, badate, proporre ai bambini una linea del tempo comparata. Se voi stabilite una linea del tempo e mettete su gli egiziani, i sumeri, i sardi, non è facile per un bambino orientarsi, però questo è quello che dobbiamo fare. E allora se ci stanno gli egiziani, i sumeri, i fenici, certo che c'erano anche i sardi, perché mai non dovrebbero esserci. È la storia della Sardegna, di un'isola del Mediterraneo. Questa dimensione mediterranea era un'esigenza di tutti noi, questa dell'Europa,
tra l'Europa e l'Africa, tra Oriente e Occidente. Preparati perché l'anno prossimo ti racconteremo una storia ancora più affascinante, la storia dei sardi nuragici, perché poi il programma che andremo a fare anche per la quarta, appunto, si occuperà del periodo nuragico e così via, sempre in riferimento al quadro cronologico del dettato ministeriale. Per concludere vi voglio dire solo una cosa. Chi decide di fare queste attività e quindi lo fa presente, non lo fa di nascosto, lo fa presente e lo porta all'attenzione del collegio dei docenti, che è l'organo massimo decisionale della scuola, e dice io faccio storia sarda. Succede molto spesso che queste scelte si contagino un po', che una scuola si connoti perché fa storia sarda, è importante. È importante che si possa dire nella scuola di San Rodia, adesso la butto lì così, si fa storia sarda. Non è una cosa di poco conto. Alla fine non fa più neanche ridere. Ho finito, grazie. Buonasera, io sono Alessandra Garau e ringrazio gli organizzatori per averci ospitato in questa sede, che come diceva Isabella è la nostra prima uscita. Ringrazio Isabella, Maurizio e Anna Rosa per avermi invitato a collaborare a questo progetto, al quale tengo tantissimo, perché l'archeologia e la Sardegna, e di conseguenza l'archeologia della Sardegna, sono importante tarare il linguaggio e anche il tipo di visita rispetto a chi si ha di fronte, perché naturalmente è diverso un turista che viene da Milano, un turista tedesco, oppure un turista del paese nel quale insiste il sito, e ancora diverso sono appunto il pubblico dei bambini. Per i quali appunto la nostra attenzione si focalizza molto sull'utenza scolare, e per questo proponiamo delle offerte didattiche, dei laboratori che appunto hanno al centro l'archeologia in tutte le sue ovviamente declinazioni, i beni culturali e la storia del territorio e la storia della Sardegna. Questo tipo di lavoro ci ha portato a renderci conto di quanto veramente insufficiente sia l'informazione che ha il pubblico rispetto ai temi trattati. Cioè, e questo in una terra dove sono presenti 10.000 nuraghi, insomma, la Sardegna è un giacimento archeologico a cielo aperto, dove per esempio il nuraghe ha costruito 3.600 anni fa, ha stravolto il paesaggio per sempre e ha fatto sì che il nuraghe stesso sia all'interno dell'occhio dei sardi, cioè i sardi, sia chi è nato in Sardegna, sia chi vive in Sardegna, ha nel suo skyline mentale, nel suo immaginario collettivo il nuraghe, eppure la maggior parte delle volte non è consapevole di questo. Cioè subisce passivamente, cioè sta lì, che cos'è un cumulo di pietre, oppure sì, nuraghi, forse so che cosa sono, ma in realtà non si sa. Questo ha portato ad analizzare le ragioni di questo vuoto culturale, che conduce appunto ad un terreno estremamente minato. Soprattutto recentemente c'è un dibattito ferocissimo su quale sia il responsabile di questo vuoto. Insomma, c'è chi pensa addirittura che questo sia un piano premeditato da parte di archeologi, accademici, insomma, a tutti i livelli, proprio per nascondere la storia sarda ai sardi. Ecco, onestamente io su questo, nella mia esperienza personale, insomma, mi lascia perplesso questo tipo di approccio, perché altro non fa che esasperare i toni e onestamente porta ben poco a poco confronto.
non ho mai avuto modo di riscontrare atteggiamenti ostili, per esempio, da parte dei professori universitari, che anzi ci sono corsi sull'archeologia della Sardegna di ogni tipo all'università, e tantomeno non ho avuto modo, nella mia esperienza di cantiere, di riscontrare questa ostilità da parte dei funzionari delle soprintendenze. Io per il 95% dei lavori che ho fatto in tutti questi anni sono stati in contesti prettamente sardi, ossia neolitici e nuragici. Quindi c'è da dire che bisogna un attimino rendersi conto che ogni disciplina ha la sua evoluzione, ha la sua storia, e ovviamente l'archeologia non è immune da questo. Sul fatto che le cose si evolvono e i tempi cambiano, sta cambiando. Pensate all'impatto che ha avuto internet, il fatto che ci siano migliaia di pubblicazioni di ogni tipo disponibili in rete gratuitamente per tutti, per chi volesse appunto approfondire. Non dimentichiamo che comunque in Sardegna c'è una realtà di gestione dei siti che già dagli anni 80 ha preso piede con i finanziamenti della Regione Sarda, che ogni anno stanzia circa 18 milioni di euro per il settore, e anche questo è un modo importante ovviamente di veicolare, insomma, perché i siti archeologici, ci sono tantissimi siti archeologici, anche in questo caso per la maggior parte neolitici e nuragici, aperti e fruibili al pubblico. Ovviamente c'è la percezione che questi finanziamenti non bastino mai, perché come dicevamo prima la Sardegna è un immenso giacimento archeologico a cielo aperto, tant'è che ci sono 2 soprintendenze, soltanto Roma e Lazio, Napoli e Campania e Pompei, per ovvie ragioni, hanno 2 soprintendenze, Toscana e Firenze. Quindi questo sta proprio a indicarci la misura di quale e quanto sia cospicuo il patrimonio archeologico sardo. Detto questo, come dicevo all'inizio, resta il fatto che bisogna constatare che la maggior parte dei sardi non sa la differenza tra tombe di giganti e domus de Janas. Nonostante il dibattito sia ancora estremamente aperto anche in ambito sia accademico, archeologico, non è chiara quale possa essere la funzione del nuraghe, per esempio. Si sente ancora dire che i Fenici sono venuti in Sardegna a conquistare l'isola, cioè una cosa che veramente è una posizione estremamente superata. Ovviamente nessuno adesso lo direbbe mai questo. Naturalmente noi siamo partiti ad affrontare questi temi con la consapevolezza che insomma, l'archeologia, come appunto soprattutto l'archeologia preistorica, è una disciplina che altre discipline sempre anche in ambito storico, però ovviamente è una disciplina che è una disciplina strutturata, che ha appunto una sua storia, una sua metodologia, e a questa abbiamo cercato di attenerci, quindi cercando di tenere un rigore nella scelta delle fonti per le quali ci siamo servite per elaborare questo testo, ovviamente attenendoci anche a delle cronologie quanto più condivise. In questo quadro variegato, dove molti sono appunto gli attori, protagonisti più o meno, qualcuno si deve pur prendere il carico dell'informazione e della formazione. E questo, cioè, mi viene naturale pensare che questa responsabilità sia ovviamente della scuola, perché la scuola in una società civile è l'organo deputato alla formazione dei cittadini, e questo è quindi fondamentale che questo sono appassionate, oppure si rivolgono a delle persone esterne, degli esperti esterni che propongono dei laboratori, in questo caso quelli che per esempio facciamo noi. Ovviamente l'insegnante, anche se con passione e buona volontà, trova sempre difficoltà ad orientarsi, perché l'insegnante non ha un testo di riferimento che sia snello, versatile, veloce, a cui fare riferimento per
per formare appunto i ragazzi. Ovviamente questo testo, come diceva Isabella, non entra in concorrenza con il laboratorio, perché il laboratorio è altro, sono delle attività, è un testo anzi complementare che deve essere usato durante il corso di tutto l'anno proprio come confronto costante. Quindi la storia sarda, per quanto noi ci scandalizziamo, non è storia italiana, è una storia mediterranea, è una storia fatta di scambi commerciali, culturali, di incontri e di confronti, e questo spiega la ricchezza dell'archeologia sarda, che partecipa di fenomeni orientali. Pensate alle dee madri, quelle della cultura di Uzziri sono praticamente identiche alle dee madri cicladiche. Oppure pensate al megalitismo occidentale, i menhir e i dolmen, che sono comuni a tutta l'Europa, insomma, occidentale. Quindi questa è la vera ricchezza della Sardegna, e questo noi vogliamo veicolare, questo concetto di apertura, laddove l'insularità era una risorsa, perché l'insularità ha fatto sì che i sardi nell'età del bronzo declinassero il megalitismo in maniera assolutamente originale, e ha portato appunto alla costruzione dei nuraghi, che sono peculiari dell'archeologia sarda. Quindi nell'elaborazione del testo abbiamo cercato di mettere l'accento su questo aspetto, inquadrando i passaggi fondamentali che non sono altro rispetto alla storia, ma sono organiche a una storia generale e vanno affrontate in un'ottica appunto di apertura e confronto. Quindi inoltre questo vuole anche essere un aiuto proprio per gli insegnanti che vogliono orientarsi, poi saranno appunto liberi di approfondire, ed è importante per noi incentivare l'approfondimento della storia sarda a scuola con questo strumento, in modo da creare un circolo virtuoso che porti alla formazione di cittadini consapevoli, di persone amanti della propria storia, della propria terra, del proprio territorio, e quindi anche ad adulti che abbiano una visione più positiva insomma, e dignitosa della propria storia e del proprio essere. Grazie. Le medie del biennio delle superiori, che sono quelli con cui mi confronto tutti i giorni. E quando ho letto l'intervento di Maurizio su Sardinia Post, ve lo ricordate quello che diceva: sono colpevole, scrivo libri ma non scrivo libri sulla mia terra, l'ho subito contattato, e quindi eccoci qui. Da dove cominciare? Dalle difficoltà, perché sono sicuramente molto molto grandi. Intanto la difficoltà principale è veicolare tematiche storiche e archeologiche non solo nella scuola tra i ragazzi, ma sempre nella società. La classica infarinatura, poi quando si approfondisce spesso la gente si annoia. Ovviamente sto parlando di tematiche serie, perché i libri di fantarcheologia, quelli sì, è pieno il mondo di quei libri, le librerie sono piene, ahimè io ne ho visto talvolta anche nei bookshop dei musei, e la cosa mi scandalizza particolarmente, però vabbè, questo è un altro discorso. Ovviamente inserire nella programmazione curricolare di un biennio nel quale io appunto insegno è molto difficile, perché intanto forse, se non avete ragazzi che studiano alle superiori, forse vi è sfuggito che alle superiori, ormai al biennio, non si insegnano più la storia e la geografia come discipline distinte, ma c'è una sorta di ibrido, noi lo chiamiamo geostoria, ma per brevità. In pratica si tratta di inserire delle tematiche geografiche all'interno del programma di storia, che personalmente la trovo una cosa veramente interessante. È chiaro che segnalare ai ragazzi gli echi delle antiche vicende, quelli che ancora sono vivi nella nostra attualità, è fondamentale, come diceva Isabella, perché si rendano conto del loro tempo. Insomma, siamo in nani sulle spalle dei giganti, e ho detto giganti. Aia. E comunque il problema vero è che
essendo rimasta la disciplina praticamente identica, però sono diminuite le ore. Prima avevamo 4 ore, adesso 3 ore. Del resto il taglio delle discipline, lo sapete, il taglio orario delle discipline ha interessato un po' tutti, il tempo scuola in generale è diminuito, eppure nelle classifiche OCSE Pisa i nostri studenti italiani sono quelli che hanno i risultati peggiori. Io non l'ho mai capito perché si è ridotto l'orario, cioè mi devono spiegare com'è possibile, cioè un allenatore che vede gli insuccessi dei suoi atleti forse diminuisce gli allenamenti o il numero degli esercizi da fare, secondo me dovrebbe rinforzare, invece vabbè, queste sono altre tematiche della scuola. Ovviamente c'è anche un altro fatto e non ce lo nascondiamo, i giovani sono sempre meno preparati, sono sempre meno motivati e curiosi. In realtà io quando ho cominciato a insegnare, sono ormai 20 anni, vedevo le colleghe anziane che stavano tutto il tempo a lagnarsi dei loro alunni, stavano sempre lì a dire ma i ragazzi ormai non studiano, non si impegnano, non sono responsabili. Io mi sono ripromessa di non cadere in questo errore, invece evidentemente sono diventata un dinosauro perché lo penso sempre spesso, sempre più spesso mi ritrovo a pensare queste cose. E in realtà ho anche un dato oggettivo, adesso vi spiego perché. Nei vari test d'ingresso che facciamo noi insegnanti, che dovrebbero delineare la situazione, hanno fatto 11 anni di religione cattolica quando arrivano da me, hanno fatto 8 anni di catechismo e me lo sistemano a Gerusalemme, a Nazareth, mai a Betlemme, eppure la grotta, porca miseria, tutti la conosciamo. Beh, quest'anno me l'hanno sistemato in Egitto, cioè anziché Gesù di Nazareth è diventato Gesù d'Egitto. Sono le migrazioni, del resto Gesù era un emigrato, lui è scappato per evitare le persecuzioni di Erode. E insomma, io ovviamente non so di chi è la colpa, perché è inutile che io dica ai miei colleghi delle medie siete voi che non ci avete pensato, quelli si rivalgono sugli insegnanti delle elementari, non la finiamo più. E poi non è vero che è sempre colpa degli insegnanti, perché io per esempio so quanto lavoro faccio in classe, però so anche benissimo che molte volte le mie parole rimangono al vento, quindi significa che i colleghi del triennio dicono di me le stesse cose, cioè non mi interessa, non è questo il punto. Vi faccio questo discorso perché inserire altre tematiche in un programma che è già un mare, che è vastissimo, che gli insegnanti non riescono a terminare, sembra una follia, però in realtà bisogna farlo, cioè noi altrimenti, come dice Maurizio, siamo colpevoli e allora bisogna tagliare, c'è poco da fare, non è possibile che noi insegniamo tutto lo scibile del mondo, allora tagliamo, sintetizziamo gli argomenti, di alcuni argomenti appunto ne trattiamo solamente un sunto, non è possibile. Io ormai da parecchi anni faccio così, praticamente taglio senza pietà tutto ciò che non ha un'attinenza diretta con la Sardegna, cioè via egizi, se non per qualche citazione, e quindi cerco di tagliare gli altri argomenti ministeriali per inserire gli argomenti di storia sarda. Per esempio seguo cronologicamente il programma, come diceva Isabella, e man mano che ci sono le vicende sarde le inserisco. Chiaramente inserisco il prenuragico al momento in cui faccio il neolitico, inserisco il nuragico quando faccio l'età del bronzo e poi ovviamente in quella paragrafetto mitico che si intitola sempre, vero Maurizio? In ogni testo di storia del biennio c'è un capitoletto mitico che si intitola L'Italia prima di Roma, sempre. E lì c'è tutto, cioè veramente c'è tutto. Ci sono i villanoviani, ci sono gli etruschi, c'è il famoso paragrafetto sulla Sardegna che sono 10 righe con 10 errori, perché poi si mischia veramente certe volte, non quelli di Maurizio che lui sa bene la storia sarda, però la signora Cantarella sarà esperta in storia greca, però il testo Agorà io non l'ho voluto adottare proprio con questa motivazione in collegio docenti, non è possibile. E quindi inserisco queste cose. Però inserendo la storia sarda inserisco anche la geografia, perché appunto essendo geostoria, per
Per esempio, faccio una trattazione di questo tipo, l'evoluzione dell'uomo, la sua diffusione del pianeta, le migrazioni odierne, un accenno, può darsi che sia anche molto breve, senza approfondimento, un accenno alla situazione della Sardegna, lo spopolamento della Sardegna, i nostri giovani che vanno, oppure, tra l'altro certe volte sono ottimi insegnanti, però cioè, se si sono specializzati in Leopardi e Manzoni perché hanno studiato lettere moderne, cioè che colpa hanno se poi non hanno la sensibilità verso queste cose? E allora certe volte diciamo che c'è una colpa, non colpa, però attenzione, io vedo anche tra molti miei colleghi delle colpe, cioè dei peccati che sono volutamente peccati, perché ancora è molto diffusa l'idea solamente la classicità ha dignità di civiltà e di evoluzione, tutto il resto è barbarie, tutto il resto sono popoli senza nessuna dignità. E allora la Sardegna rientra in questo. Un ultimo esempio, facendo la programmazione di dipartimento, alcuni miei colleghi hanno deciso in Sardegna di tagliare la preistoria, perché non si finisce mai il programma, e allora tagliamo la preistoria, tutto. Allora, intanto è un errore a prescindere metodologico, perché è proprio con la preistoria che si apprendono concetti come sfruttamento delle risorse, popolamento del territorio, dominio sulla natura, organizzazione sociale, rapporti di potere, insomma, sono concetti fondamentali che poi sono basilari nella storia. Ma in Sardegna è un vero e proprio delitto, perché appunto, come diceva Isabella, si toglie al ragazzo la possibilità di acquisire le competenze che gli fanno capire il suo stesso territorio. Lui non potrà mai rendersi conto di dove vive se non ha una guida. Se l'insegnante non è sensibile, non è consapevole, è chiaro che non lo sarà neanche il ragazzo. E quindi è tutto perduto? No, attenzione. Non è tutto perduto e poi del resto non si può terminare un discorso così negativamente. Intanto noi ci crediamo ed è per questo che ci stiamo lavorando. Però non è tutto perduto perché fortunatamente ci sono i ragazzi, fortunatamente ci sono gli alunni, perché è vero che magari non sanno collocare la grotta a Betlemme, certe volte non sanno neanche riconoscere causa e effetto di un evento storico, però attenzione, se li si guida, se si tocca il famoso tasto giusto, allora ti seguono dappertutto. Io nella mia esperienza scolastica ho fatto di tutto, ho fatto laboratori teatrali su Grazia Deledda, su Dessì, su Passavamo sulla terra leggeri, Vincenzo Zulis, ho fatto alternanza scuola-lavoro al Museo di Sardara, al Museo Sagorona a Rubia, li ho portati come stagisti alla Borsa del Turismo Archeologico di Paestum. Loro in questo modo apprendono. E poi la notte dei musei, è di notte ragazzi, ma vengono i ragazzi, anche se è di notte, anche se è sabato notte. E poi Monumenti Aperti è una risorsa per la conoscenza della storia fondamentale. Poi figuratevi, io a San Gavino Monreale faccio Monumenti Aperti nella chiesa di San Gavino Martire con le effigi di Eleonora, e anche lì, signori miei, non è che mi raccontano solamente il volto di Eleonora e la cicatrice, ma andiamo ben oltre. Ovviamente, poi quest'anno l'abbiamo fatta anche in sardo, la guida in sardo. Ovviamente sono modi per cui i ragazzi, ma loro si trasformano, riescono a meravigliare noi stessi, veramente sono altre persone. Ma questo perché? Perché con questi avvenimenti loro sentono di appartenere a questi eventi, quindi li sentono molto vicini, ecco perché... Ultima cosa, un minuto solo, vi chiediamo una piccola opera missionaria. Il 24 ottobre, che è un venerdì, noi abbiamo un incontro pubblico, stiamo organizzando un incontro pubblico su questa faccenda a Oristano, alle 6 del pomeriggio. Venerdì 24 ottobre, qui non c'è neanche un maestro, abbiamo appurato all'inizio, ma se conoscete dei maestri o delle maestre, comunicategli questa notizia. Quel giorno abbiamo davvero bisogno di più insegnanti possibile. Grazie. Passiamo la parola a Roberto Pingiori che ci parlerà dell'organizzazione studentesca Scida. Grazie dell'invito, grazie di essere qui, sarò breve. Niente. No, non dirlo. Okay. Rappresento diciamo, l'oggetto, il soggetto dello studio
in questione, ossia gli studenti universitari e superiori. Con SCIDA, che è un comitato studentesco universitario, abbiamo deciso appunto anche di parlare nelle scuole superiori durante le assemblee, per entrare in contatto con gli studenti, per porci anche come catalizzatore dell'interesse di eventuali studenti indipendentisti, comunque interessati al tema. Nasciamo fisicamente, diciamo, in un momento ben preciso, ossia per l'organizzazione di un evento legato al decennio rivoluzionario in Sardegna, quindi la congiura di Palabanda. Con questo abbiamo organizzato un sit-in, un volantinaggio anche informativo, per fare appunto dal basso un po' di sensibilizzazione, e poi abbiamo continuato con tutto quello che dovrebbe fare un sindacato studentesco indipendentista, anche occuparci delle cose più pratiche, come le situazioni nelle case dello studente o nelle mense, organizzando anche vari eventi culturali e anche politici, come incontri internazionali e vari seminari sul riutilizzo, ad esempio, delle basi dismesse degli spazi. Sulla storia ho seguito attentamente alcuni spunti, soprattutto della docente Alessandra Garau, che parlava di un vuoto. Anche noi abbiamo percepito questo vuoto, che poi è un vuoto sociale, talvolta riempito così da ufologi, forse, insomma il termine che mi piace di più. E quindi in questo spazio sociale che forse si crea quella tensione, anche quella forse un po' di vergogna nell'iniziare ad affrontare determinati argomenti. Forse lo spirito dovrebbe essere quello di socializzare determinate scoperte, determinate intuizioni, determinati studi, se no ovviamente ci si trova qualche ufologo o qualche semiologo a dire determinate cose. Grazie. Benissimo. Però vedo anche e soprattutto la differenza che c'è nella storia contemporanea. Cioè io penso anche nella storia del Novecento molto spesso ci si concentra sulla resistenza, assolutamente condivisibile, ma noi siamo in Sardegna qua. Cioè, la Sardegna nel secondo dopoguerra è stata la regione che ha ospitato il maggior numero di rifugiati fascisti. Io mi sono occupato di riforma agraria e andando a sollevare un pochettino questi archivi che parlavano di questi nuovi comprensori, si è scoperto addirittura che nel paese di mia madre, che è Arborea, cioè, sono stati ospitati RAS dell'Africa, ma addirittura l'ex segretario del partito fascista, per essere precisi. E quindi appunto, per concludere, chiedo se vi sia anche un progetto da parte del governo di farla studiare non in modo critico questa disciplina, se sia comunque tutto funzionale anche a una strategia politica nel voler assorbire quelle che sono di fatto i programmi ministeriali. Tocca a me rispondere. Io non lo so quali sono le strategie del governo, veramente poi in campo scolastico è quasi fare un oroscopo, prevedere cosa ci riserveranno i nostri politicanti. L'ultima per esempio è che ci sarà l'esame di Stato con nuovamente tutti i commissari interni, ma io non discuto che se avesse validità didattica io mi adeguo, ma il problema è che è sempre una questione di soldi per evitare le trasferte dei commissari esterni. Cioè, rendiamoci conto che siamo in uno Stato che, io non lo so, forse hanno anche ragione a non preoccuparsi di noi, siamo 1,5 milioni. Cioè, anche il paragrafetto famoso nel libro di storia, in realtà se confrontiamo quel paragrafetto sulla civiltà nuragica che deriva
assolutamente dall'acquisire conoscenza e penso che faccia comodo a molte persone. Poi cosa ci riveli il nostro Renzi? Non lo so. Una cosa però è certa, d'accordissimo con questo, sono periodi in cui la devastazione della scuola è sotto gli occhi di tutti, però torno a dire, esiste un'etica, come in ogni professione, che ci impone una conoscenza del nostro mestiere, la conoscenza di quello che dobbiamo andare a fare e del modo in cui lo dobbiamo fare. Non possiamo più dire, ma io sono formato così, io non posso. No, tu sei pagato per fare quelle cose nel modo migliore. Allora, se, come dicevo prima, adesso cominciamo anche ad avere nei dettati, nelle linee guida, delle indicazioni finalmente che aprono e che considerano una dimensione differente, noi a questo siamo tenuti. Mi sembra che non possiamo... Scusa, avremmo una...
può piacere cominciare a Sisezzi che fra 2 minuti su cominciamo, torno a cominciare. Ciao, tutto bene? Ciao Pietro. Ciao Pietro. Tutto bene? Intanto sì, dopo domandai scusa, ho fatto un pacchetto tricadio, comunque è una festa e dunque è normale che questa gente ti piace di parlare in fora, sa questionare, si può fare una bella tazza di birra, dunque domando scusa penso al relatore che ho fatto di avere un tricadio. Però io cominciamo, questo è un attopio che io pensavo può questionare della lingua sarda. È chiaro che un argomento come questo si può affrontare in 10.000 maniere. Sul tema della scuola, sul tema dei media, insomma, c'è un montone di cose. Noi abbiamo cercato di agattare un tema più particolare, che è questo della lingua sarda dentro delle amministrazioni pubbliche, dentro delle amministrazioni comunali e dentro delle amministrazioni regionali. E ho cercato di combinare ho appunto un pacchetto di confronto di tutte queste esperienze e ho sapere insomma chi esce da fuori finza che c'è una proposta che si può tornare a fare in altri comuni, che si può tornare a applicare come modello per queste questioni. Sì. Devo cominciare subito con Peppe. Devo preguntare, insomma, come ti vedi questa questione della lingua sarda dentro le amministrazioni regionali in questo momento? C'è che c'è un assessore no, c'è che c'è un governo no a San Regioni, questo che è sul pensamento mio è che funti vendi vago oppure non si scende a funti vendi a pezzo di questo tema. Quindi voglio preguntare a tu, insomma, come ti vedi tutta questa questione? Grazie. Grazie a te, grazie a tutti gli organizzatori, a Progress, a Strangiao, questo meria. Questo luogo bello a ragionare è un argomento sempre complicato, ma vince su un argomento di passione. Mi fai una pregunta
ci deve essere da facile a rispondere, finché se non va con scontato, dunque forse si, insomma, poi questa gente ci sta in oggi e me da sa in questa questione, in questa dia si andava via di ogni maniera, se si arriva a questo punto, deve intendere via la lingua nostra accostata in lingua strange, e dunque ad ogni commento mi pare che può essere finché superfluo come designata in italiano. Poi insomma questa uscita andava spreno internet, i giornali, le posizioni, il posizionamento, dunque in questo mi pare che noi siamo essere meda originali, a un audotto e sicuramente ce ne stiamo oggi d'accordo con questo giornale. Questa cosa mi ha da piacere invece a sottolineare è che forse se questa cosa porta non è chiara in questa questione della lingua sarda in Sardegna pure, questa disinformazione italica, linguistica, è meda presente, pari con l'italianizzazione dei sardi a Dolumanno, è che le politiche amministrative di impreo della lingua ufficiale in amministrazioni pubbliche funti sempre in su meso, in su centro delle questioni delle politiche linguistiche in cui si sia logo in Europa si faccia la politica linguistica della Catalunya, su Galles, a Savrisia, a Friuli, Trento, Aosta, s'impreo della lingua delle minorie in amministrazione non è mai una cosa di secondo livello, questa è una cosa importantissima. Poi non so, in questo, se ho parlato come in altre cose, non va a mancare, ho fatto esperienze interessanti in meda, poi sicuramente so grata, ammirata, l'idea delle elite italiofone che governano la Sardegna a pizzo della lingua sarda e questa di una lingua che deve parlare a goa, di una lingua arretrata, di una lingua dei sentiti, dei sentimenti, a Savini di un dialetto, ci si narra da lingua ma è sempre dialetto. In questo grado hanno due in mezzo questa idea di far entrare a intro del suo processo amministrativo, però a uva sul bilinguismo ha funzionato, a uva sul bilinguismo si va, sul bilinguismo quando si va in Europa, o le narra che la lingua di minoria entra in amministrazione pubblica e tenere su proprio varisi dessa lingua nareus dominanti. E dunque se non è una cosa di secondo piano, poi Deo, come tu hai ricordato, potrebbe parlare un me, anzi, nareus che questa attività mia nasce proprio come esperto, come traduttore di questa lingua amministrativa e penso che in questo anno si tocca in a tornare a questo studio su vita in su mentre ci abbiamo fatto altre cose a questo anno e poi io canemo sono usato approfondare su questo studio e volentieri. Grazie Peppe. A proposito dell'esempio su bonus che si ritorna a fare a questo che succede in altre nazioni dell'Europa, come hai ricordato tu, in Catalogna, in Paesi Bascos, eccetera. Sicuramente una delle esperienze più importanti è onde finza si bidi a mano dell'indipendentismo dentro delle amministrazioni esti questo debaulato, esti un'amministrazione naraus giovane, uno sindaco da giovane, ma che ha di tento sempre come secondo me tutti gli indipendentisti uno meda attento a pezzo di questa questione, quindi la su vuedo a Davide che sa raccontare in un pacchetto questo che è su traballo delle amministrazioni cosa sua a pezzo di questo stemma. Saluto a tutti e grazie. Io non ho fatto in sadro perché non sono abituato a esteri e a ragionare in lingua di questioni di importo come ti gusta di costumerie. Quindi continuerò in italiano e mi scuserete. Con l'amministrazione del comunale di Baulato abbiamo spinto soprattutto in due direzioni per la valorizzazione e l'uso della lingua sarda.
La prima è sicuramente la comunicazione istituzionale, il secondo è il rapporto con le scuole dei vari livelli. Sulla comunicazione istituzionale quindi si è lavorato molto sulla parte online, quindi il sito internet dell'amministrazione comunale che ha diverse parti in italiano e in sardo, cioè queste due parti non sono distinte, ma anche perché non ci piace portare avanti ad esempio il sito su 2 livelli, uno solo in sardo o uno solo in italiano, ma cerchiamo di dare la comunicazione ufficiale con un bilinguismo, anche con gli articoli tradotti nella stessa pagina o degli spezzoni perlomeno. E allo stesso modo la comunicazione cartacea. L'altro livello è quello, come accennavo, delle scuole. Abbiamo invitato i genitori dei ragazzi della scuola primaria, ad esempio 2 anni fa, con una lettera a richiedere l'insegnamento in lingua sarda nella scuola primaria, e lì c'è stata un'adesione fortissima, ovvero il 100% delle famiglie hanno restituito il foglio ai dirigenti scolastici chiedendo l'insegnamento in lingua sarda, e questa è stata un'esperienza molto positiva, nonostante le prime domande, frizioni, ma che sardo, le solite, ma non è che una signora di Milano. E poi vi è in cantiere un progetto per la cartellonistica stradale bilingue che sarà attivato credo nel 2015. Grazie Sammele e complimenti di avere su questo traballo che si vendi. Giampaolo, su traballo invece che si può tendere a Sardara, è un traballo che ha detto è proprio questo che abbiamo usato prima, un modello che è stato seguito da altri comuni sicuro. Quanto a dire un vago che li stati queste iniziative e pensa che ci vunte sicuramente ci vunti che li vunti difficoltà a portare avanti questo tema e queste questioni. Sì, grazie, devo dar gracias a Progress e ai amigos por me convidado a noi. Questa esperienza sarda, sì, narravo che buona parte delle cose che ho pensato come attività sul bilinguismo, questo è su quello che mi piace di più. Fonte nasce proprio può essere per esempio per altri comuni, su presumo pure può essere in capo per esempio per amministrazioni prusoniate come te Sarras o le province, non sempre funzionava, è chiaro, è difficile. È una cosa difficile in me. Devo ricordare che se ho tornato come te ne hai usato, ho fatto delle esperienze di 15 anni fa, quando ho fatto un libro in sardo, conto, pieni causa un sardo di anziano, e ho pubblicato un sardo. Poi questa cosa, impegno familiare, figli, domo, vita, tutto, questa cosa è varrata in come. Fatto scantando su voi te succede, questa cosa sarda la vedete sui giornali Novas, solo contare questa cosa che insomma, mi piace raccontare. Si chiama Novas, un giornale con un nome in sardo, ma è chiaro che è un giornale in italiano, un giornale di Sardara. Noi abbiamo una sezione che vede, quello sono crociati, parole crociate. La definizione si viene da italiano, essa risposta da cada donna in sardo. L'autore di questo può fare il mio, e dicono, ma dai pazienza, ma non lo fai tutto in sardo questo traballo? Le definizioni pure si precontano. No, è delle cose, ma ci non fai, è troppo. E poi è difficile, no? È difficile. Questa cosa mi ha posto a pensare e mi ha fatto renegare pure un me. Adesso di una cosa che vi capo che avete questo che in italiano, che in inglese non so l'input, potrei incarrare perché di queste questioni. E sa, mi via vostri a tornare a scrivere, a fare libri, blogs, letterari, a sagare anche da tutti i politici, per disegnare, ma voi non fate usare, voi non fate usare guardania. Tutto su una ranta, sì, bello, però non fate mai nulla. E sa, mi sono fatto, tocca, poi vai scosta, tocca a fare direttamente, diretto, cioè, chi fa una cosa, la fai due, non devi sapere che la fai tanti altri. Poi te non funziona, poi esperienza personale. Questa ho raccontato io l'esperienza perché un proloco, grazie al Presidente, sono creato a fare comunicazioni vere in sardo, tutte manifestazioni e comunicazioni bilingue, ho scelto in sardo pure a volte, rassegne presentate del libro su scelto in sardo, questa cosa che è andata, è piace pure, dopo questa abilità, io sono creato a sdoganare questa lingua in sardo, una cosa che assicuro che non è facile,
nel contesto pubblico, ancora c'è vostro ma un ambiente ostile, beh, a livello cosa che ho fatto, in sa scuola pago, però è una verità, si progettare si vede, ma sempre in base a me veicolato in italiano. Io amministratore comunale, sempre con questa delega sulla lingua, delega offia, e in cui problema, il tavazzo sulla lingua. Su denaro fu pago, e ancora è pago. Scuola del bilinguismo da non ha provato, cioè che all'interno sistema a me lo può promuovere sulla lingua. Mi da di più perché non ventai, sì. Ho in Sarrezza gatto esempio su pochettino, però non era che mi pochettino mi da di più inventai questa cosa. I tavai. Prima di tutto, attenzione particolare ai logos istituti educatori, scuola e ludoteca. Questa scuola dipende sul ministero, la ludoteca dipende su uno, paga un noso, decide un noso, dipende da vengo entro, o io decide il noso. Va facile. E in cui pure, i educatori, fonti d'otto fuori da posto in italiano, che hanno ancora fare questa proposta, formale pure, e poi scritto, non scetti a voce. Raga, tanto perché è una cosa fuori dal mondo, una cosa stravanata, ma non si va, non è possibile. Beh, ho canno e ho fatto questa gara di appalto, per esempio del bilinguismo politico, del bilinguismo che mi da pratica, gli altri si sentissero chiusi. Ho canno questa gara di appalto e te ho fatto, non si capitolato. E ho scritto che sul 30% dei horas che si va in ludoteca, te potesse veicolare in lingua sarda. Questo crea due cose. Uno, naturalmente, questa trasmissione è in lingua più, è chiaro. Due, cannaras, una cosa fondamentale, che questa lingua lei potrà ballare, non è proprio questione di identità, stiamo facendo usato di legalità, no? Perché che vi che uno guarda in sarda e togo, ammetti pure che sia togo e non sia grezzo, poi in sardara, se la lingua sarda sarebbe pure potrà ballare, ti giuro. Questo è un fatto, fondamentale per assicurare il subbilinguismo. Poi in scuola è chiaro che è importante che due ribiti, però che non sono da capiauso un mondo di traballo, che non si è scettico su disinsegnanti, rischia di essere vino perché è sul latino, con tutte le differenze, certo. Chi da cattauso anche all'incontro liceo, ma sul latino è molto di ore. Deve creare una motivazione ai voti, poi questa lingua, che si sia lingua, si impara da domo. E da più potaglia da domo. Chi babbus e mamma, scinti, che questa lingua poi servire ai figli per disaggiudare che a te traballo, o mellorai sul traballo un soro, è difficile che si connoti non si imparai. Poi devo pensare che è poi gusto che devo puntare su queste cose. Devo creare questa regione sarda e adesso vai una norma, del norma dell'ESA da piedrattai, chi ne che in certo logos, come tenai istituti educativi in primis, o luoghi di cultura, come te designanta, che vanno in biblioteche, archivi, musei, ma devono una ludoteca pure, possa scuola, mi nasce due parentesi a patti. In questo luogo, fonti considerare un luogo di cultura? Sì, fonti considerare un luogo di cultura. Se la lingua sarda ho fatto di cultura, andiamo in nostra, speravo se sia fatto di cultura. Ma mi ci dai nave che in questo luogo non scetti non fuori tanto su sardo, ma si disbregò gente pure che non conoscente. Devo sapere questa situazione. Se passa a me, ho fatto vita non mi comprende, mi penso che sta residuando giunta nuova. Se uso, non si usa una cosa che come dire, come tenai sensibilizzato, ecco. Essa presentata formale, ufficiale, del Consiglio Comunale, non attivato in sardo pure. Una cosa che attento bello e pregio, e così non manno. Questo un conto che lo guarda su Manovolledo, su Cimprotello, su Sardo, altro conto che lo guarda da autorità, su sindaco, su vrede, su vescovo, è un'altra cosa. Non è bregungia, è una cosa importante, si può fare, legittima, da dogana, questo è importante, ecco perché questa pubblica amministrazione, non c'è pubblica amministrazione, ma le autorità in genere, è importante che guardino in sardo. Non so che poi mi faremo noi, perché c'è questa occasione per fare di altre cose che io ho fatto, insomma, altre idee che tenevo. Grazie. Grazie a Giampaolo. È vero su questo casino che in questi anni questa sensibilità di questa gente è cambiata a mera, grazie al suo traballo
dei due e de meda atrus che poprimus mancai anti cominciamo a donare a su sardu ufficialità e ad imprare in logos naraus ufficiali. E poi la sussufuedo a Luigi e finza può preguntare questa cosa, cioè meda otta sa difficoltà di prumanna non è gussa de mancai tenni strumenti normativi o tenni qualcuno difficoltà amministrativa, esti finza sa gente che mancai tocca a convinci, tocca a spiegare a sa gente commenti quali è l'importanza di votare innanzi sa lingua sarda. Prima cosa, voglio narrare grazie a Progress di avere già questa possibilità di votare in pubblico. Già proprio a votare in sardo, belle che mi siete una che da grae, che sono stato abituato a questionare in cara gente in italiano, però è provato, visto che è un atto politico puro che si deve votare in sardo. Non è solo una questione culturale, è vero che è una questione culturale, però è una questione politica. A questionare in sardo, a questionare in... scusate, non si intende bene. A questionare in sardo e scrivere in sardo è una cosa importante a me, specialmente per un indipendentista, e non solo, forse per un sardo in definitiva. Sì, è vero questo che sto dicendo tu, che è importante che questa questione sia accettata da questa gente, non so positivamente, però questo assicuro non lo posso narrare in vita mia, nel senso che è una idea che tiene da conto umano su sardo in mezza maniera, forse sì, ha fatto questa amministrazione comunale che potevo narrare, la verità, in mezza porta si capita da ma non è scritto una gruppa che si già questa amministrazione, ecco, in mezza porta questa normativa ti obbliga a treballare in italiano e tu prima cosa devi pensare questo, poi questo è giù mai, potevo narrare una cosa che purtroppo è una cosa che si fa in pruso e si sbagliava a narrare questo, però è abilità, e mezza volta si capita e non è una scusa su che giornale. Chi ha questa difficoltà che magari su ufficio di nada, non tengo tempo su le scuole che come conti partendo con un'iniziativa, sa coito, deve partire con il pippioso di scuola dell'infanzia e altre cose che magari a volte sono stati più accostati a questa tradizione e a salvaguardia dei scontos antigos e non sempre su sardo normalizzato. Su sardo, mezza volta è inserito in un discorso culturale che riguarda a prospare su connoto antico. Quando fai questa operazione, sul messaggio che si scuando è che su sardo è una cosa del suo passato e non può essere impreato su in dia de oggi, questo non deve passare, secondo me, questo messaggio, perché chi passa questo messaggio su sardo deve essere destinato a essere cosa po' anziano, cosa po' vecchio, a rimare, a ricordare, ma non cosa d'impreo di ogni dia e che meglio ancora che del suo improvenitore. E tanto si fa tutte le iniziative, si mantengono tutte le iniziative culturali, cercando di donare in prima parte su sardo, può narrare una cosa che ho fatto di Avago, è una mostra in suo museo. Ho cercato di adorare a costruire l'iconografia di tutto questo che è contato in Sardegna, buonos e malos, non si sente tutto eroes, sardos, quindi figure sono un po' negative, però devo scontare in sardo, in base devo scontare in italiano. E ho prodotto un catalogo che è online, che si può vedere questa storia, questo conto di questo sardo mannoso, fatto solo in sardo, grazie a questo di narrare operatore che veniva in San Mugheo fino a poco tempo, un bravissimo operatore Antonello Garao, che sa già una mano umana in questo tempo, in questo anno passato, può mandare in avanti questa iniziativa, sia in scuola sia in attività del suo comune. Un'idea come che sia narrare canto punti importanti in questa questione che si mandano innanzi, commentavo, è la stessa idea che ha già come narrare adesso, posso fatto della ludoteca, che sinceramente non ho dopo pensato. A sa prossima che è possibile, a sa prossima annata della ludoteca, da sapere in conto che pone su sardo in sappalto obbligatorio
po' molto spippioso. Questo è un investimento questo che si fa, sperando che il suo frutto sia sempre, però è vero pure che a furia di seminare che alcuna cosa pica pure, non sta che sia tutto tempo su furiamo. Un'altra cosa che devo narrare, tornando su conto dell'ambiente, di che uno deve treballare, in Samogheo, grazie a Dio, bene o male, non si può lamentare, finché se ne su piccioccheddo, si quinta che stanno in sardo, a prospare tra piccioccheddo, non può comprendere mai poi, però è una questione sociologica, penso che si fatto tra uomini e femmine, che si questiona in italiano. Poi gioco con un amico mio, poi aggiornai sono in sardo, iscrivo aggiornai sono in sardo, che mi deve mandare un messaggio con un amico in italiano aggiornai che fosse il riso, non si dava a scrivere in italiano, invece una femmina me ne preso a graene a fare gusto. Questa è l'abitudine, deve essere cosa. Lui in sardo non si lamenta poi che non comprende. A chi comprende, comprende, a chi non comprende, pazienza. Deve imparare, non è che si deve adeguare, no? Non mi hanno per nulla, in verità, vabbè, dove caso. Però è sempre comunque un livello di difficoltà di impruso, questo non deve più tenere conto. Questo compito di chi amministra a tenere sa forza di superare questo gradinello soneso, magari se non sentiamo a nome delle difficoltà, chi ne lento non va che ne tempo, però o devo fare desardo o non devo fare, oppure ne uso direttamente che non si deve fare, fini di cura. Chi ne uso che devo mandare innanti, devo spiegare finché se questo impegno devo fare, devo mandare innanti, ecco. Poi mi ha più scritto, tutto che mi ha più scritto una buona nuda, e va bene, poi capita un altro giro. Grazie a Luigi. Mi pare che dei tutti interventi è stato un'idea di fondo che è questo che su sardo deve tornare a essi o essi una lingua normale. Dunque torno a Peppe poi ti fare una pregunta che per tocca da questo che è stato su traballo su finché poco tempo sa oggi. Ed è questa pregunta. Come te fai a impari a sistema tutto questa realtà locali che funti traballando bene, che funti potendo innanzi progetti interessanti a livello del comune, come si può arrennesce a fare una programmazione e usare un sistema può fare andare innanzi si pensa all'estero e tornare a fare in altro luogo su queste esperienze. Sarebbe un'altra lei, sarebbe una lei nuova posso usarlo, sarebbe di prudinai, sarebbe di questa parte più politica, non della questione linguistica, questa questione della lingua sarda tiene due aspetti, no? Due livelli. Uno è una combatta per un'affermazione di un diritto civile, no? Della popolazione, questa gente deve essere lasciata libera di questionare la lingua ciole. S'altra parte politica è su convincimento che questa battaglia sia finché una cosa importante per l'autodeterminazione di un popolo, poiché sempre questa questione della lingua in Europa è esposta in collegamento con questa questione ci ho inteso prima in questa mesa del regione di prima dei nazioni senza Stato. Dunque, essendo due cose complicate, come questa, a una parte è importante in me che ci sia sempre simpelli, la nostra spinta di assunta della partecipazione popolare, e questa non è mai mancata in questa questione della lingua sarda. Degli anni 70 a Como, ogni volta ci si è fatto sondaggio su ricerca, la popolazione ha sempre, le autorità di sfonti in meta, la classe dirigente non è fatta avvetti della politica, due Sagresia. Sagresia è in Sardegna una forza manna di italianizzazione e noi a Sagresia non dobbiamo usare mai sa conca bene, forse si deve cominciare a fare i giornali, l'editoria, le università, non di questione che è proprio su forte appascio dell'italianizzazione in Sardegna. E dunque
Mi dispiace da donare Vince in questa sede, perché poi siamo amici, sono usciti commenti da penso, o questa questione di Sallimba non è manco una questione del colonialismo italiano in Sardegna, è invece una questione interna del gruppo del poderio culturale che si confrontano a pari e non si riesce ad andare di questa questione. Sai sida che li vuole essere, sai sida è sempre cosa, in tanti, cioè di seguire sempre i due livelli, in tanti non deve mancare mai questa testimonia e questa attività dal basso, come si narra, no? Io non comprendo come possono esistere e come esistono attivisti di questo movimento linguistico che non pesano sfighi in sardo, può narrare. Anda bene uno ci è in difficoltà di non uscire, non da imparare, però tenere su noi, vince se la porta sa queste cose sono un po' strane, la gente ci fa questa cosa. Si deve seguire sempre in queste attività, però sicuramente sul fatto che Ateneus come sa regione in mano su de gente ci non crede in meta Sallimba sarda non è un punto di vantaggio per questa questione di Sallimba e dunque tutte queste attività ci si fa in comuni, ci si fa mentre questi ultimi 10 anni sono fuori coordinate e punnate a un obiettivo, come arriscante di avere testimoni singole, ci non tenete voi una essida. E dunque, sul principio di autorità, può non questionare questa standardizzazione. Furius, manco sa proprio domanda a Davide. Dal punto di vista di un comune, quali è saina su strumento che può aggiungere di uso e comuni a fare programmazioni e a scrivere più dinai, a scrivere lesi diverse da queste che ci punti. Secondo voi, quali è come ti dà bisogno di questa questione? Ma poi il comune è una questione di volontà. Se un comune vuole, non è necessario avere nuove leggi, per quelle che ci sono bastano già, non sono necessarie ulteriori risorse, perché alla fine l'attività di un comune è un'attività di sensibilizzazione, un segnale. Secondo me invece è fondamentale arrivare alle scuole, riuscire a formare una nuova generazione di studenti che sin dalla scuola primaria studiano le materie in sardo, ti porterà poi una nuova generazione. Si a forza di questo perimetro ci dia già alle statali e dunque se si sia lei della regione ci è fatta a forza di questo perimetro, perde 2 anni di tempo si può discutere, giornali, in lingua standard, no? Poi arriva, si fa lei di impugno e torna a suo punto di partenza, però ha perso 3 anni. L'unica cosa seria ci si può fare, ci non è una cosa facile, è a modificare i suoi statuti speciali e già le competenze si prusa a regione autonoma può intervenire in scuole, in comuni, poi vai per un anno con il suo perimetro. Avviso mio, tutto l'altro che si vuole fare è tutto propaganda, ci vuoi a Salvini, però non già da concretezza. Grazie. Santo, torno a Giampaolo. Sa pregunta che ti volevamo fare è questa. Se ti chiediamo meta de scuola, no? Desi scuola. In suo comune di Sardra esiste un maghetto su Paladino, uno dei primi comuni che ha cercato di promuovere sempre questa lingua sarda in scuola con una delibera che è stata tornata a applicare de altri comuni. Italia può fare un comune secondo voi? Si può fare alcuna cosa? Poi tu hai accennato prima, queste competenze del suo ministero, dunque noi non possiamo entrare, ma non c'è di avere in nessuna maniera può cercare di forzare sempre di usare dentro delle scuole? Da punai che siamo di accordo con il Peppi Corongia su questa questione, che potevo pure fare, si arrabattava cercando lesi, ma se viene questo, basta questi altri esempi.
su dell'impugnatura da parte del suo Stato, perché il suo Stato non vuole di lasciare ai altri e competenze che si apoderai fortemente a sì. Però l'unica cosa che fai è di avere un statuto nuovo o arrangiare su che teneuso. Ci dà scritto chiaro, che in Sardegna la lingua sarda è ufficiale pari all'italiano, punto. Sicuramente su statuto tiene una valenza, un rango come costituzionale in cui si può fare poi tutto un'altra serie di cose, ma tocca da fare gusto innanzi. L'esempio che ho ricordato, Massimo, su questa delibera è proprio eclatante. La legge 482, l'articolo 4,5, narra che le famiglie, non mi ricordo fare giusto, le famiglie comunicano alle istituzioni scolastiche se desiderano che si insegni la lingua minoritaria, su sardo, noso, ai propri figli. Cioè, fai depidessi su babbo e sa mamma che donata a scuola, contrariamente a questa religione che invece è fatta su un bressi, è stessa scuola che narra da babbo e mamma che si impara questa religione. Ecco, sul comune Sardara, ma promotori di questa cosa, ha fatto, cercate di forriare questa cosa, fatevo in maniera che questa religione sia questa scuola che preconti di questa famiglia che oggi si impara a usare dai figli. Poi a chi non sa gente non riuscite, non comprende, ti pozzo a me, sa su babbo o sa mamma, fai traducere, no, sa mamma, no. Povera gente, ho che mi comprende, no, perché sta sentendo fattao su babbo o mamma, poi che suo figlio non lo comprende, si donava avanti, no, perché no, figlio chi sei, e mi gasti con due occhi, ti parto per balloccia, se no, e te ne rendo questo. Ma sta mamma, è figlio di chi sei, di chi hai dentro, no, no, prima un go. Ecco, sta cosa, è passando come realizzazione, è passando come un rullo compressore, non sciugantando poi del tempo per salvare questa situazione, ma non fonte in mezzo. O si muove su mu, oppure da salsa a perdere, perché voi quando famiglia complessa intera, un po' generazioni, in carriera non ti puoi dare scelte italiano, è difficile da recuperare. Sa di avere ciò di noi e volontà di politica a volte per recuperare. Cosa di noi non di tenere, sono facendo più. Grazie. Grazie Samuele. Luigi, può serrare Sarresonu, ita di poter su boga hai detto questo ragionamento su dei esempi, hai detto questo che usano, penso sei noi. Ne potevo pagare che è in mano nostra, su indieni da fuori della lingua sarda, sta in mano della gente, ne che noi dobbiamo fare questionare su sardo, però è vero che sta in mano finché dessa politica. Io sono di accordo in me con questo che Peppe. Poi te lo dimostra sul fatto che, diagando la Sardegna in qualche modo ha posto in mano a una politica linguistica, si speranza di su sardo in qualche modo ha visto un pacchetto di luce. Belle che 20 anni fa su sardo fu questionato un metà di Bruso probabilmente, io non dico così, però mi pare che ella, mi pare che ha preso andato innanzi con suo tempo e preso pago gente questionando in sardo, però 20 anni fa su sardo pare che tenia da preso pago speranze, cioè su destino su sardo fu di curdo, di morrere, o è con tutto il difetto che poi si dà nella politica linguistica sarda, che secondo me non è scritto più tanto, nel senso che io sono uno di questi che sta a favore dell'utilizzo della LSC. Infatti, ogni comunicato che si sta producendo in Samugheo è clicca di produrre in LSC. Funendo, si speranza con su sardo, belle che come queste questionano ma che non è manco, mi pare che è aumentata. E poi in Portomano tiene dei pinze su utilizzo, mi pare, dei fonti di cose che penso che non stanno a tenere un tornaconto in italiano, adesso che si però è buona pinze su utilizzo che si fa con questi strumenti, come potete essere internet. Su sardo, attento, sa fortuna di arrivare preparato. Poi pinze se ortografia di su sardo, come che è scrara, è precisa, 20 anni fa non fu casi, ognuno scriveva un pacchetto a modo suo,
la vocale paragogica, come io non voglio entrare neanche, non sono manco esperto, però se scorreggendosa, bella bello, e io penso che un amico mio, quando in un gruppo Facebook, in un messaggio, cliccato sempre a decorreggere l'ortografia, a decorreggere gli errori, cosa che prima non succedeva. Prima, innanti, gli esperti dell'invasare fuori ischida fuori d'anta, i uomini in mano, i uomini antichi, ischida in preanta, a tutti i ore. Come esiste di finse se ne uso una nudda, se uso in una corru, finse se possa dire in nostra. Ecco poi su sardo ne uso parte manna di questo progetto politico che è l'indipendenza. A posto così. Giampaolo poi voglio aggiungere una cosa, certo. Lo pianna innanzi, a capiamo questa regionale si è fatta innanzi del noso, no? Proprio di questo libro in sardo che non ti facendo di geografia. Ma poi te che non lo vedi in sardo, o in sardo pure questo libro bellicerdo. Ah, bello me, però stai contenti. A posto, grazie. Bene, grazie a tutti per questa bella regionata. Noi vi uso 5 minuti su Devasio e poi ad cominciare il settore politico, quindi fra 5 minuti non mancate. Grazie.
Facciamolo capire con qualche segnale, noi interromperemo il dibattito. Vi saluto anzitutto e mi presento, sono Giuseppe Meloni, sono un giornalista dell'Unione Sarda e ho il compito di dare la parola e di regolare un po' il traffico nel dibattito tra 5 esponenti, come potremmo definirlo, dell'indipendentismo extraparlamentare, in un certo senso, perché forse un po' il primo tratto comune è che qui abbiamo rappresentanti di forze politiche che non sono in questo momento rappresentate nel Consiglio regionale della Sardegna. Parleremo anche di questo, parleremo, come da titolo del dibattito, delle strategie verso l'indipendenza, sentiremo il confronto tra punti di vista che potranno essere in parte convergenti e in parte diversi. Presento, anche se immagino che li conosciate tutti, i protagonisti del dibattito, a partire dalla mia sinistra da Cristiano Sabino del Fronte Indipendentista Unido, Gianfranco Sollai, rappresentante di Gentes, una delle liste della coalizione Sardegna Possibile. Vabbè, Gianluca Collu, è ridicolo che lo presenti io visto che è il padrone di casa come segretario di Progress, Mauro Pili, deputato di Unidos e fondatore di Unidos, e Bustiano Compostu, da sempre leader di Sardegna Nazione Indipendenza. Grazie a tutti naturalmente intanto di essere qua. Io vorrei partire proprio da questo fatto che vi vede in questo caso uniti. Molti di voi sono stati candidati, Bustiano no, ma gli altri sono stati candidati alle elezioni regionali. Io le chiamo così perché così le definiamo. So che piace di più definirle nazionali sarde e naturalmente anche questa è una definizione che ha un suo significato. Pensavo una cosa, la prima, non so se vogliamo chiamarla provocazione che vorrei sottoporvi, è questa. Pensavo al fatto che appunto c'è un indipendentismo extraparlamentare, ci sono diversi oggi consiglieri regionali che si dicono più o meno dichiaratamente, più o meno recentemente per l'indipendenza della Sardegna, sparsi un po' nei 2 grandi poli. Mi è capitato di assistere per il mio mestiere alla seduta inaugurale del nuovo Consiglio regionale e ho visto, poi l'abbiamo raccontato anche magari con qualche ironia, però in questo momento lo cito proprio senza alcuna ironia, ho visto l'imbarazzo, la sofferenza di alcuni consiglieri regionali che sentendosi indipendentisti hanno dovuto pronunciare un giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e altri momenti. Avreste pronunciato quel giuramento? E se sì perché, se no, Mauro l'ha anche già pronunciato essendoci stato, se sì perché, se no perché, cioè che cosa significa candidarsi a entrare in una assemblea che prevede come primo atto dire lo giuro alla Costituzione italiana e alla bandiera italiana. Direi che possiamo iniziare in questo caso, facciamo l'ordine inverso, partiamo da Bustiano verso Cristiano. Chiedo a tutti, sono stato lungo io adesso ma è soltanto per l'introduzione, chiedo a tutti di essere molto rapidi nelle risposte, così facciamo più giri e un dibattito più vivace. Prova? La domanda certo è rispondo in sardo che mi esprimo mezzo, lo concetto necessario a elaborare un po' mezzo. Questa domanda certo è una domanda che tanto probabilmente si hanno posto in questa terra in un 2 culture in condierra, 2 culture politiche, una che è la cultura politica italiana, esatto la cultura politica sarda, una dominante, esatto la dominata, ma passaggio che sono imposti
sa cultura politica dominante a sa quale bisogna di arrivare. Però il problema è come si è arrivato a questo passaggio, si è arrivata come espressione diretta della cultura politica sarda, e cioè che non nessuna giuditanza e che non nessun legame, che nessuna alleanza che sono spartito della cultura politica, che come non ariosa è spul bella, è spul mala, ma è un'altra cultura politica, cioè dei partiti che nascono dai bisogni di un'altra nazione, non dai bisogni di questa terra, cioè il PD non è che è nascito qua, so sardo, non vi dormiano su de notte se non naschia su PD. Il PD è nascito che la politica italiana l'ha fatto nascere, mentre battate le essenze a la sintesi politica che sono nascite in occhio. Questa sintesi politica possono arrivare in Consiglio regionale e tanto come si pone il problema? Beh, noi il problema non abbiamo. Noi abbiamo fatto un giuramento innanzi a tomba di Angelo Caria, che tutto ciò che giuriamo dai come in su non ha nessuna validità. Questo è solo giuramento strumentale e quindi se noi dobbiamo essere posti in queste condizioni in Consiglio regionale dobbiamo narrare lo giuro secondo lo che abbiamo promesso a Angelo Caria, cioè è strumentale, non serve a nulla il giuramento, mi si obbligano a lo hackere. E quindi non so queste condizioni di non lo hackere, tu mi sei obbligane e io però lo giuro che in questo giuramento chi escluditi qualunque promessa atta in successione dopo questa atta Angelo Caria. Io mi riallaccio alle considerazioni che faceva Bustiano poc'anzi per dire che molto spesso la politica sfugge alla concretezza. C'è stato un profondo dibattito in Consiglio regionale sul giuramento dell'uno o dell'altro, facendolo diventare un caso politico. Io penso che ognuno di noi ponga le basi militari perché ci sono interessi che sono più in alto. Nel momento in cui le industrie belliche scaraventano sulla Sardegna interessi finanziari ed economici, io penso che il giuramento che ognuno di noi deve fare è di contrastare, a prescindere dal proprio interesse di parte, di movimento e personale, di contrastare queste lobby. Tutto questo non è facile, perché ci sono meccanismi, lo richiamava ancora Bustiano, io concordo con lui, che condizionano i comportamenti, gli atteggiamenti. Io quello che ho fatto a Capofrasca 20 anni fa non avrei avuto la possibilità di farlo sul piano umano. Io 20 anni fa di dire a un generale che viene per dirmi lei non può stare qui, io 20 anni fa che avevo 30 anni, probabilmente di fronte a un generale che ti dice lei non può stare qui e se ne deve andare, probabilmente io con le buone maniere me ne sarei andato. La maturazione politica, personale e umana ci impone invece a un certo punto di fare quel giuramento ma di metterlo in pratica con azioni forti e concrete. Io penso che se ognuno di noi dismettesse retaggi che appartengono anche questa alla logica italiana, cioè di ritenerci tu sei stato con Berlusconi, tu sei stato con D'Alema, tu sei stato con... Se noi dismettessimo e cominciassimo a considerare quelli che hanno fatto un passo in avanti come interlocutori che possono contribuire a una causa unitaria di indipendenza e io aggiungo di libertà economica, sociale, culturale e aggiungo statuale della Sardegna, se noi facessimo questo giuramento rispetto alla nostra coscienza, forse faremo un passo in avanti. La domanda che stai ponendo non è facile, cioè la risposta alla tua domanda non è sicuramente facile, soprattutto per chi è indipendentista, per chi sente fortemente, per chi ha questo senso questo sentimento. Tuttavia l'indipendentismo, se vuole fare dei passi in avanti, deve per forza governare, deve per forza diventare una forza di governo, e quindi sarebbe comunque una scelta inevitabile, perché comunque a quanto pare se uno non giura, non presta giuramento, non viene comunque ufficializzata la carica.
Quindi insomma non abbiamo fatto io non ho fatto il giuramento nella tomba di Angelo Caria, però non incrocerei le dita, però per me quel giuramento lascerebbe il tempo che trova. Sicuramente chi entra nel Consiglio regionale, a prescindere da questo tipo di giurare fedeltà alla bandiera italiana, per un indipendentista in primis dovrebbe avere bene chiaro in testa un concetto, che gli interessi dell'Italia e della Sardegna divergono. Non c'è mai stata, gli interessi nazionali sardi con gli interessi nazionali italiani non hanno mai collimato. Purtroppo l'Italia, purtroppo per noi, segue i suoi interessi. E come diceva Mauro, appunto, anche adesso con le servitù, così come si rapporta con noi verso il popolo sardo, anche verso la stessa regione, verso anche il Pigliaru, è di assoluta, come dire, è un'occupazione. Di fatto quello che stiamo subendo nelle basi, nei poligoni militari, è un'occupazione militare e l'Italia li vuole fortemente quei poligoni, vuole fortemente Teurada, vuole fortemente Capofrasca, vuole fortemente Quirra, proprio perché sa che il suo... Significa che dietro ha il popolo e deve avere il coraggio delle proprie azioni, deve essere determinato. Io faccio l'avvocato di mestiere, ho avuto delle sentenze in nome del popolo sardo, ed è vero, erano udienze pubbliche. Mi conoscono i giudici e qualcuno mi ha fatto questo regalo. E allora io dico, a proposito di politici che iniziano la loro carriera da giovani, che poi non sono così tanto giovani, a 30 anni, e che hanno avuto esperienze con partiti che non nascono per fare gli interessi del popolo sardo, gli interessi della Sardegna. E uno non può dire ma io a 30 anni non ero in grado di capire. A 30 anni si è adulti, si è grandi, a 30 anni si raggiunge il massimo della comprensione, poi pian piano si diventa più saggi, si acquisiscono maggiori conoscenze e quindi si è in grado di elaborare progetti anche più sofisticati. E allora ecco perché io, e non me ne vogliano chi ha fatto parte di altri partiti, io facendo questo mestiere credo anche nel ravvedimento, credo anche nella riabilitazione, però è necessario dimostrarla seriamente. Cioè quando si fa la riabilitazione, e quindi significa chi ha commesso nei procedimenti penali, chi ha commesso dei reati fa l'istanza al Tribunale di sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza valuta se c'è stato un comportamento corretto quantomeno negli ultimi 5 anni. Significa quindi che uno deve aver filato liscio, con determinazione deve aver portato avanti quelli che, condotte lecite, se si tratta appunto di persone che precedentemente avevano commesso dei crimini. Lo stesso vale in politica. Io sono molto severo nei confronti dei politici, perché chi decide di candidarsi significa che deve fare e che vuole fare, perché questo è quel che dice durante la campagna elettorale, gli interessi esclusivi del popolo che va a rappresentare. E non ci deve essere alcuna eccezione, non ci devono essere condizionamenti di nessun genere. Nel momento in cui uno non lo fa, io non sono per la pena di morte, ma forse la metterei solo ed esclusivamente per i politici che sbagliano, perché non fanno gli interessi del popolo. È irrimediabile. Questo è il crimine peggiore che si possa fare, perché chi va a rubare perché spesse volte non ha le possibilità economiche, non ha un lavoro, insomma, la criminalità spesse volte è determinata dalle problematiche sociali e il politico deve risolvere i problemi sociali. Se non... Ne apprezzo molto la passione politica, so anche che oltre che un cultore del diritto è un sincero democratico,
perché se no, sentendo parlare magari del giudizio per i politici che sbagliano, mi verrebbe da pensare ai tribunali del popolo, che non sono sicuro siano lo strumento più democratico, e sono sicuro che un avvocato è d'accordo con me su questo punto. Cristiano Sabino per concludere il primo giro. Ma io molto brevemente penso intanto che il problema dei collaborazionisti che hanno fatto le stampe, si sono prestati a fare le stampelle e i tiravoti ai colonialisti del PD e del PDL, il giuramento sia veramente l'ultimo dei problemi, no? Nel senso che abbiamo a che fare con partiti politici che hanno fatto mercimonio dell'indipendentismo e hanno svenduto anni di fatica, di sudore che in questa terra hanno creato un movimento indipendentista e hanno ricreato una coscienza nazionale, e il giuramento sia stato veramente l'ultimo dei problemi. Penso che i problemi grossi siano veramente altri. Mi è stata fatta questa stessa domanda quando mi sono candidato a sindaco a Sassari, e quando ho fatto un'intervista in diretta streaming nella sede di un giornale famoso sardo che ha la sua sede a Sassari, mi hanno chiesto: ma tu indosserai la fascia tricolore quando diventerai sindaco? E io avevo una fascia non tricolore ma dei colori della mia città, rosso e blu, e ho detto no, guarda, indosserò questa. Avevo questa fascia che mi era stata regalata, e non avrei indossato la fascia tricolore, e quindi posso tranquillamente dire che io non avrei mai giurato fedeltà alla Repubblica Italiana, anche se condivido molti dei valori della Costituzione, in quanto è una Costituzione antifascista, nata dalla resistenza contro il fascismo, ma è una Costituzione che vieta per statuto la nostra esistenza, cioè una Costituzione che dice: voi non esistete come popolo, no? Cioè voi non esistete, quindi come faccio io a giurare su una Costituzione che nega l'esistenza della nazione sarda, del popolo sardo? Probabilmente non sarei diventato consigliere regionale, ma ne avremmo fatto una battaglia politica dicendo che voi siete antidemocratici, ma questo avviene ovunque, cioè in Catalogna oggi avviene la stessa cosa. I catalani dicono: noi vogliamo fare un referendum, Madrid risponde: no, questo referendum non lo fate perché non si possono dividere gli stati democratici, e allora abbiamo uno stato democratico che vieta l'esercizio democratico in nome della democrazia. Ma è lì si accende il conflitto, si accende la lotta. La nostra finalità è andare a prendere il cadreghino e lo stipendio o creare coscienza nazionale? Se la nostra finalità è creare il cadreghino e lo stipendio, andiamo, giuriamo sull'Italia, su una Costituzione che vieta la nostra esistenza, eccetera. Se la nostra finalità invece è creare coscienza e far riconoscere che la lotta per l'indipendenza è una lotta che apre un conflitto fra gli interessi della nazione sarda e gli interessi di uno Stato coloniale, straniero, invasore, questa è la mia opinione, allora usiamo ogni occasione che ci capita per creare questo conflitto, per gettare benzina sul fuoco. Grazie anche a Cristiano Sabino. E mi sembra che abbiamo già introdotto un altro tema su cui penso che sia inevitabile confrontarci se si parla di strategie, appunto. Cioè, della storia politica personale di ognuno di noi, il percorso non solo non è all'alba, ma è già al tramonto. Lo voglio dire con estrema chiarezza perché io della mia storia personale politica non rinnego niente. Io sono stato il primo presidente della storia autonomistica che ha fatto i ricorsi alla Corte Costituzionale contro il governo presieduto da colui che era a capo del partito di cui io ho fatto parte. Ricorsi alla Corte Costituzionale pregnanti della difesa non soltanto autonomistica, ma anche, cito per tutti, il ricorso alla Corte Costituzionale sul federalismo, in cui io dicevo, in quel ricorso, che bisognava elevare il rango della specialità della Sardegna, non dico alla indipendenza, ma sicuramente con una forte attenzione alla compensazione del divario, pegno il pagamento da parte dello Stato di un'ulteriore concessione sul piano della libertà statuale della nostra regione. Quindi questo lo voglio dire per sgombrare il campo. Io ringrazio di cuore Gianluca per avermi dato l'opportunità di essere qui con quelli che spero diventino amici non solo personali ma anche politici.
ma dobbiamo imparare a rispettare la storia personale e politica di ognuno. Io so di aver fatto delle cose da giovane amministratore, 26 anni, mandando a quel paese destra e sinistra. Io ho fatto il sindaco della mia città a 26 anni, di una città di 30.000 abitanti, mandando a quel paese sia il centro-sinistra che il centro-destra, facendo una battaglia quando tutti invece erano collocati da una parte o dall'altra. Io credo che sia indispensabile questa scelta di campo. Io penso che non si possano fare e non si possono perseguire vie di mezzo. Penso che il governo della regione, nel mio percorso personale, non possano più far parte partiti nazionali, ma non perché ho un pregiudizio, perché io sono stato dentro i partiti nazionali e ho capito, votando per 1300 volte contro, io in Parlamento di fronte all'insieme di pallini verdi, ce n'era uno che per 1300 volte ha votato contro le indicazioni del partito e quindi ha patito sul piano personale anche l'isolamento umano che uno ha dentro quel contesto per difendere azioni, per difendere libertà anche della Sardegna. Di fronte a determinate questioni, trasporti, potrei citare tutte le questioni della Tirrenia, l'unico voto contrario che c'è stato col governo Letta al governo centro-sinistra e centro-destra era il sottoscritto, con un richiamo formale dei dirigenti del partito ad seguire le indicazioni pegno non essere ricandidato. Lo sanno tutti che la finale, quella mia personale sulla Tirrenia, ha portato alla rottura politica. Perché se io fossi voluto essere come tutti gli altri parlamentari, avrei accettato di non partecipare al voto, di votare verde come tutti gli altri. Io ho scelto, di fronte a quegli interessi di destra e sinistra, di fare una scelta di campo, di contrastarla sino alla fine. E dico che il governo, infatti una delle cose che diceva Gianluca, qui non ci sono partiti, movimenti che hanno fatto in queste ultime elezioni regionali una scelta di compromissione con i partiti nazionali, con i partiti italiani. Ed è una caratteristica che va valutata con attenzione e quindi è la ulteriore dimostrazione che si sceglie la Sardegna per fare un'azione coloniale. Ecco, io di questo ne sono profondamente convinto, quindi non mi devo alleare perché ho un interesse di carriera personale, io farò e faccio una battaglia di coscienza, perché sono convinto che oggi sia più importante fare le battaglie di coscienza in Sardegna piuttosto che andare in Consiglio regionale. Penso che sia più importante fare le azioni anche mediatiche, sulle quali molti mi contestano, ma che servono per far capire ai sardi che molto spesso, se i giganti di Monteprama non sono illuminati, se sono abbandonati e se una sottosegretaria pensa di farsi il selfie lì soltanto per propria personale convenienza, sottrae ai docenti, agli archeologi sardi quella competenza per metterla nelle mani dello Stato. Ecco, io sono dell'avviso che la nostra battaglia, la prima grande battaglia è quella della prima grande infrastruttura, che è quella della coscienza del popolo sardo. Grazie Marruppili. Gianluca Collu, allora, allearsi o no? Allora, bisogna dire una cosa prima di tutto, se c'è una cosa di buono che ha fatto l'indipendentismo storicamente, ha fatto due cose buone proprio. Uno è nella lotta non violenta, quindi nella scelta come azione politica di non usare in alcun modo forme violente. La seconda è quella proprio di non fare alcun patto con i partiti italiani, né di destra né di sinistra. Credo che forse è la cosa più efficace che tuttora noi possiamo fare, perché sostanzialmente non puoi allearti con chi è responsabile diretto degli ultimi 60 anni e del disastro che stiamo vivendo. Per cui nessun patto con i partiti italiani. La terza cosa comunque è che noi abbiamo la volontà di andare a governare, abbiamo comunque la volontà di volerci confrontare quindi col governo dell'isola. E quindi voglio dire, andarci con lo 0,8, andarci col 2%, ma comunque chi può iniziare a cambiare questo stato delle cose? Non certo la giunta Pigliaro, perché lo vediamo, non gli si può certo imputare che non sia una giunta competente. Di fatto, se guardiamo i curriculum, non sono persone incompetenti, ma a loro manca in assoluto proprio la volontà politica di cambiare questo stato delle cose. Quando si confronta col governo,
anche per le servitù militari, per chiudere i poligoni. Non si può andare a quel tavolo e una volta proporre sì, chiudiamo 2 poligoni su 3, poi un'altra volta vai e dici no, riduciamo del 21%, un'altra volta ancora non sai bene cosa devi fare. Cioè, bisogna avere delle idee chiare, bisogna sicuramente essere propositivi, ma bisogna essere anche decisi, perché comunque la presenza con lo Stato italiano è importante, non ci sono più i governi amici, non ci sono mai stati, ma se adesso non capiamo che dobbiamo radicalmente cambiare proprio atteggiamento politico, quindi cambiare e proporci con lo Stato italiano in un'altra maniera, difficilmente riusciremo. Gianluca e anche Mauro, il 20% è importante per governare, però serve il 51% o quantomeno il 43%, il 44%, diciamo, per vincere. Se non ci si allea, il rischio è che questo patrimonio di voti indipendentisti restino in frigo per chissà quanti altri decenni. Cosa ne pensate? Magari proseguiamo, tanto insomma eravate nella stessa coalizione, immagino che saranno pensieri condivisi. Allora, uno Stato rappresenta un popolo, cioè una nazione. Funziona così in tutto il mondo. Uno Stato rappresenta una nazione. Poi ci sono delle nazioni senza Stato, che sono sostanzialmente delle colonie, come diceva prima Mauro Pili, di uno Stato, e la Sardegna è una di queste. Le cose non cadono dal cielo. A far le cose nel bene o nel male sono sempre gli uomini. Ad amministrare un popolo sono gli uomini attraverso i partiti. I partiti italiani, cioè quelli che hanno la segreteria a Roma o a Milano, non so, comunque in Italia, è chiaro che fanno gli interessi della nazione italiana, non ci sono dubbi. Cioè, che problemi ci sono a capire questo? Fanno necessariamente gli interessi della nazione italiana, sono nati per quello. Allora, se noi utilizziamo il termine nazione, anche riferito e diciamo il governo nazionale o la legge nazionale, o io considero quindi la Sardegna appartenente alla nazione italiana, non problem, io devo accettare la situazione quella che è, cioè lo Stato si articola con le regioni, le province, i comuni, gli altri enti, sì, possono esserci contrasti, in tal caso si fa il ricorso alla Corte Costituzionale, insomma ci si avvale di quelli che sono gli strumenti giuridici che ci vengono messi a disposizione e va bene. Si segue quell'iter lì. Certamente facciamo qualcosina per il popolo che rappresentiamo, ma facciamo veramente qualcosina, nel senso che se noi riteniamo invece che un popolo, come io ritengo, il popolo sardo, sia una nazione al pari della Francia, dell'Italia, dell'Austria, della Germania e così via di seguito, ha necessità di uno Stato. Non c'è assolutamente dubbio. Per poter rappresentare meglio la propria cultura, la propria lingua, la propria storia, la propria economia, i propri aspetti sociali. Altrimenti, come si dice da noi per chi ha studiato diritto, applicare le stesse leggi a persone che si trovano, che hanno delle specificità, cioè che si trovano in condizioni diverse, equivale ad una discriminazione. Lo stesso vale, il principio è lo stesso, non cambia assolutamente nulla. Non ci si può alleare con partiti che nascono per fare gli interessi comunque di un altro popolo, che ci ritengono parte integrante, attenzione, di quel popolo quando fa comodo. Ma come diceva Mauro Pili, che ha un'esperienza, la Sardegna la trattano da colonia. È perché colonia è. Quindi come facciamo a fare le alleanze? È impossibile.
Cioè, dirlo lui che la Sardegna la fa che la Sardegna è una colonia perché la tratta da colonia l'Italia, e sicuramente ne ha sentito parlare nei posti chiave e da persone che svolgevano e hanno svolto ruoli importanti della politica italiana. È veramente assurdo. Però io dico questo a proposito e chiudo, a proposito delle basi militari. Esiste sempre un principio, io mi avvalgo delle leggi italiane per emettere sentenze di condanna, no? Che il principio è questo, che chi non si adopera per evitare che venga commesso un reato e quindi non ottempera all'obbligo di evitare che venga commesso quel reato, è come che lo commetta, cioè ne risponde in concorso. Ecco perché io nel processo a Quirra ho chiamato come testimoni il Presidente della Repubblica, tutti quelli che si sono succeduti dal 2002 a oggi, perché sono i capi delle forze armate, secondo la Costituzione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della Difesa, i sottosegretari alla Difesa e così via di seguito. Perché anche loro ne devono poi rispondere. Entriamo nel dettaglio magari dopo. Continuiamo il giro perché sennò magari... Allora, io non considero gli attuali autodefinitisi sovranisti, indipendentisti, alleati dei partiti italiani. Loro hanno fatto un atto di infeudazione, no? Un atto di infeudazione, si sono sottomessi volontariamente senza nemmeno stabilire diciamo, la capitolazione. Si sono, per così dire, sottomessi, sono inginocchiati davanti ai partiti, al PD, insomma, al centro-sinistra, in nome di questo sovranismo. Andremo a amministrare la Sardegna come uno Stato. Benissimo, perfetto. Quella può essere una mia visione ideologica, si potrebbe dire, no, sei tu che sbagli, perché sicuramente se tu li lasci fare, fra 6 mesi, vedremo i risultati concreti, costruiremo la sovranità, li contamineremo dall'interno. Aspetta, vediamo. Ok, aspettiamo. Allora, la Firino, mia compagna di classe, che conosco bene, una brava ragazza, assessora alla cultura in quota SEL, fra l'altro in un partito che si dichiara anche lui sovranista, cioè SEL, Pira, hanno fatto spesso affermazioni in questo senso. Ha definito la nostra lingua una lingua straniera. Cioè io vorrei che la nostra lingua venisse insegnata nelle scuole come... Ma è questo agire da Stato? Ma stiamo scherzando? Cioè Pigliaru, il quale si è definito vicino al sovranismo, ha detto il sovranismo è un'architettura, un esponente del PISDAZ che mi diceva noi abbiamo 100 anni di storia. Va benissimo. Ma noi abbiamo governato, abbiamo sempre avuto rappresentanti, benissimo, perfetto. Avete avuto anche un governatore, Melis, cioè avete guidato un governo regionale. Ma siete mai riusciti a varare una legge sulla lingua sarda? Siete mai riusciti a contrastare la colonizzazione industriale? Siete mai riusciti a contrastare lo spopolamento? Siete mai riusciti a fare una legge sui trasporti che desse al popolo sardo una dignità umana, cioè la possibilità, un diritto umano, quello allo spostamento, quello alla mobilità? Avete mai fatto qualcosa in questo senso? Ci siete mai riusciti? No, assolutamente. Allora, guarda, funziona così nel calcio. Un allenatore di calcio funziona così. Mette in atto delle strategie, no? Se vince rimane, se non vince se ne va a casa. Salmond, il premier scozzese, che ha portato il 45% degli scozzesi a votare sì all'indipendenza, partendo da un 25%, quindi ha raddoppiato il consenso, non ha superato il 50% più 1 e si è dimesso. Invece noi siamo in una situazione in cui l'indipendentismo vive una balcanizzazione ridicola, in cui praticamente abbiamo tutta una serie di partitini inesistenti, soggetti politici inesistenti o quantomeno in grossa crisi, che fondamentalmente
non hanno nessuna strategia di ricomposizione nazionale, ma sono cacciatori professionali di poltrone. Così riescono a arrivare a avere delle poltrone con 500 voti e riescono a infilarsi furbescamente, come quando da piccolini giocavamo al gioco intorno alle sedie, quando finiva la musica dovevamo sederci e avere la sedia. Stiamo ancora giocando a questo ruolo. Manca una strategia, io di questo vorrei parlare qua oggi con voi. La vogliamo costruire una strategia di ricomposizione nazionale per creare l'unico blocco antagonista al blocco coloniale? Ci sono due blocchi politici in Sardegna, il blocco coloniale e il blocco anticoloniale, il blocco italiano e il blocco indipendentista. Il blocco che vuole fare della Sardegna un cassonetto dell'Italia da tutti i punti di vista, e il blocco di chi invece vuole lavorare a un'emancipazione nazionale e sociale di questo paese. Vogliamo ragionare di questo? Vogliamo continuare a ragionare dei giuramenti? Vogliamo continuare a ragionare di questioni, di bizantinismi astratti ideologici che non capisce nessuno? Io vorrei discutere di questo con voi oggi. Bustiano composto. Grazie Cristiano Sabino. Bustiano chiude il secondo giro. Ma io voglio cominciare da narrare una cosa. Mai che oggi il popolo sardo è stato consapevole di essere una nazione unica. In nessuna parte di questa storia, dai sonuraggi cosa oggi, la nazione sarda ha tapito una consapevolezza evidente di appartenere a una nazione diversa, unica, che in una storia sua e che in una cultura sua. Questa è la situazione. A questa situazione siamo arrivati grazie a una costruzione di chi è nata mirata a sa spoltrona, da sa spoltrona si ne sta futito sempre, e invece ha mirato a essere risultato super dessa coscienza di questo popolo. A delegabile. Questo che narrare andare a suo governo, che hanno tu e resessi da fare un progetto che non è solo credibile, ma è puro delegabile. E questo popolo mai che a questa regionale fu pronto a delegare su nazionalismo sarda sul governo. Mai, besti stato. Abbiamo perduto un treno e con questo treno siamo tutti responsabili. Tutto. È inutile che non cerchiamo di nos autoassolvere. Si gavine maniche da oggi in che sono in mano a essas alleanze italiane, abbiamo responsabilità per noi. Che non siamo resistiti a fraicare un'alternativa credibile e delegabile. Se noi siamo riusciti a esprimere forza del governo e non abbiamo la potenzialità, che noi non abbiamo su 20%. Su 20% è appartenenza, ma poi vi su valore aggiunto di un popolo che ti intende delegabile e ti vota a casa il delegabile. Noi non siamo stati il delegabile. Fino a sortimo, abbiamo tentato in qualche maniera di vraicare qualche cosa. Poi nos azzappiamo come in una situazione in abbiamo inventato il termine sovranista, ma è un unico nome di autonomismo e non c'è questa differenza tra il sovranismo di oggi e l'autonomismo di Mario Melesi. O non sanno credere mezzo di Mario Melesi, questa gente che sono in suo consiglio regionale, ma non li ligano manco quasi scarpa a Mario Melesi. Mario Melesi non ha il suo coraggio di narrare, io sono un autonomista, hai il suo coraggio, non ti potete mascherare, inventare un termine che cuata la verità. Ecco tanno, puite l'innaro, io che non lo invento a questa statuetta tua, i su presepi, su posto adatto, tanno si potete avere un arreio. Casarreio non dessa responsabilità generazionale non è finito questa elezione regionale. Bisogna tutte le scondiere che bisogna in questa nazione, bessa condiera contro l'occupazione militare, bessa condiera dessa limba, bessa condiera dessa economia, dessa avvertenza entrate, abbiamo tanta scondiera. Ma se tu non ti poni sul loco tuo e pretendi di stare in un altro loco, non esiste connessione. Sarreio non è possibile manca lo cominciare
E chi non veste, nessuno di noi si deve avere questa consapevolezza di occupare sull'occhio chi la situazione lo pone a occupare. Tu sei governante, benissimo, che Renare che ha fatto un seppero di servire come acconzatore, come perfezionatore, o comunque in parte pure correttore, ma di un corso di storia di Sardegna Sarda. Non nos possiamo autoassolvere. Siamo tutto canto responsabili. Sono errori adesso satero, questo lo vediamo chi su cromaturo, chi su microscopio. Però, caro amico mio, bisogna tenersi a baitare pure se scamulfato tutto canto a noi. Grazie. Grazie Bustiano, e mi sembra che allora dobbiamo entrare nel vivo di quello che in qualche modo dicevano soprattutto gli ultimi due interventi. Chiedo adesso magari se è possibile essere un po' più sintetici, un po' tutti e cinque, perché chiaramente insomma il tempo ormai stringe, però mi sembra che soprattutto le cose che diceva Cristiano, ma non solo, ripropongano il famoso tema che forse da decenni tormenta l'indipendentismo sardo. Io sento che alcuni amici indipendentisti non sono per niente convinti dell'idea di cui parlava Cristiano, di un fronte unitario, e dicono perché mica i partiti italiani hanno un fronte unitario, c'è la destra, c'è la sinistra, è ragionevole, però effettivamente vedendo a come in altri paesi sono arrivati, se non all'indipendenza, quantomeno a momenti importantissimi e significativi come quello che abbiamo visto il 18 settembre in Scozia, viene da chiedere, ma non sarà invece davvero il caso di ragionare sulle prospettive che diceva adesso Sabino? Partiamo adesso da Gianluca Collu per ragionare su queste ipotesi del fronte unico. Chiaro, la questione che ha posto Cristiano è lecita e anche giusta dal punto di vista politico, soprattutto proprio perché, come dicevo prima, se è vero, si sente, sì, se è vero che comunque questo fronte identitario, insomma, comunque queste forze che non sono rappresentate ora in regione, che non sono comunque, pur prendendo migliaia di voti, non hanno alcunché, la minima, cioè ci devono essere dei presupposti seri comunque che ci permettono di andare insieme. Dal momento che comunque mettere insieme, comunque come dicevi tu, un certo gruppo eterogeneo, quindi mettere insieme tra virgolette un Cristiano con Mauro, non è facile, questo lo sappiamo. Forse un modo per iniziare a lavorare in tal senso, per cominciare a fare delle cose insieme, può essere magari, piuttosto che condividere un arco di temi, possiamo magari ritrovarci uniti su un obiettivo, su un tema. Adesso lo prendo a caso, questo sulle servitù militari, sui poligoni. Qua io non ho problemi comunque a vedere una piattaforma nazionale che coinvolga tutti, ma tutti proprio, perché comunque se l'obiettivo è condiviso, se tutti noi qua sappiamo che i poligoni vanno dismessi, vanno bonificati, vanno riconvertiti, allora qua si può superare, diciamo, quelle diffidenze, insomma quelle differenze che ci possono essere tra anime diverse. A me dispiace che comunque anche Mauro non ha partecipato o non ha avuto modo. E penserà di più ai propri interessi. Grazie a Bustiano Compostu e a Manca Pros Indipendenzia, anche nel 2009 c'era stata la lista, e altri gruppi anche universitari qui presenti, c'era stata la lista di Unità Indipendentista che molti ricorderanno, proprio perché si è cercato, è da sempre che le forze indipendentiste cercano comunque e si attivano per questa unità. Purtroppo certamente non è facile, forse perché si attende il periodo delle elezioni per farlo, e allora non si riesce in così breve tempo. E invece queste occasioni come quella di oggi, io spero che ce ne siano tante altre, e sono sicuramente importanti perché da questi confronti ci si possa conoscere meglio e si possa arrivare a stringere delle alleanze nei periodi elettorali. Grazie.
Ma se io avessi la bacchetta magica e la potessi usare, la userei in questo senso, cioè per 30 anni non ci sono più elezioni. Cioè, se fossi un mago farei questo incantesimo, basta elezioni per 30 anni. Questa è una ovviamente è fantapolitica, è magia, eccetera, però io sono convinto che le elezioni abbiano danneggiato profondamente il movimento indipendentista, perché in tutti questi anni, quando abbiamo fatto delle lotte sul territorio vincenti, noi abbiamo la sindrome degli sconfitti, no? Ah, anche questa volta non ce l'abbiamo fatta. Ricordate Guzzanti quando imitava Veltroni, no? Che lo sconfitto... noi siamo un po' così. Ah, anche questa volta non ce l'abbiamo fatta, abbiamo perso. E invece no, abbiamo vinto. Noi abbiamo vinto un sacco di cose importanti. Abbiamo vinto la battaglia contro il nucleare, abbiamo vinto da poco la battaglia ad Arborea sulla questione delle trivellazioni. Abbiamo vinto perché abbiamo portato molte persone che non erano indipendentiste, che non sono tutt'oggi indipendentiste, ma anche persone autorevoli, come per esempio lo stesso Anthony Muroni, voglio dire, io lo sto leggendo, voglio dire, sta dicendo le cose che dicevamo noi 10 anni fa, in 10, in 20, in 30, sta usando gli stessi argomenti, quindi abbiamo fatto discutere, abbiamo fatto scendere sul campo dell'indipendentismo concettuale, cioè delle idee indipendentiste, molte persone che indipendentiste non erano, no? Ecco, ma vogliamo diventare grandi o vogliamo rimanere nella fase in cui ci possiamo crogiolare di questi effimeri risultati, nel senso che sono risultati che poi non creano un'alternativa democratica al colonialismo? Se vogliamo diventare grandi dobbiamo laicizzare l'indipendentismo. Laicizzare. Io per la prima volta ho sentito da Collu, l'altra volta a Capofrasca, che riconosceva i 4 muri. No, e le 2 bandiere nazionali. Addirittura un dirigente di Progress in una conferenza sulla lingua a Neonelli si è dichiarato nazionalista. Io ho drizzato le orecchie e ho detto, caspita, ma non perché io mi definisca nazionalista o perché io sia contro l'albero del radicato, perché per 10 anni abbiamo discusso di queste scemenze. Perché mentre arrivavano le poi la gente che non era indipendentista ha detto, caspita, gli indipendentisti lavorano per la comunità. Ci siamo noi che lavoriamo per la comunità, gli altri lavorano per sudinare. Quindi noi dobbiamo farci forza di questa grande qualità che abbiamo, che è la qualità ideale, trovare un accordo concreto, una piattaforma di liberazione nazionale. E voglio concludere con una provocazione. Anche la questione della lotta contro l'occupazione militare, ma quando mai la diamo in pasto agli altri? È una lotta indipendentista, per la prima volta a Capofrasca abbiamo portato migliaia di persone su posizioni indipendentiste, intolleranti alla questione della dismissione di alcune servitù. No, voi da qua ve ne dovete andare. Allora smettiamo di fare regalo agli altri, smettiamo di pensare che per avvicinare gente dobbiamo rendere blandi i nostri contenuti, troviamoci più spesso, creiamo occasioni di governo, di confronto insieme, riabilitiamo la convergenza indipendentista non su un piano politico-teorico ma su un piano pratico-programmatico, una roadmap come dicono gli anglosassoni, i politologi, e lavoriamo sui territori. Meno televisioni, meno interviste e più porta a porta, perché questa è la nostra forza, la gente, la militanza, l'attivismo, il sudore. Quanto a sudore, oggi o in tutti questi giorni Cagliari ce ne regala parecchio. Bustiano Composto. Ma io non conosco partito indipendentista che non ha fatto appello a Unione. Non ne conosco manco uno. Se voi ne conoscete qualcuno, nazi milo. Però questa unione non è stata fuori, che renare schintro e si scatula sul contenuto non è su matessi. Cioè, tutta chi abbiamo appello alla unione, però andiamo a baitare intro di si scatula e donzuno atta una unione sua, ammasettata a uso e convenia sua. Ecco poi che non funziona questa cosa. Intanto, eventuale unione indipendentista serviti in ambito di scontro esterno, cioè l'unione dessa nazione, in canto sintesi nazionale, in una dinamica esterna si confronta chi sarà l'antagonista
della dinamica esterna che è il Stato italiano. E tanto in questo ambiente è obbligatorio che noi sappiamo una unione. Poi non poniamo d'accordo su deve essere questa unione. Però quale motivo? Che se questa unione noi la pensiamo entro l'ambito della condiera, della dinamica interna, è difficile che entro questa dinamica interna batta incostrazioni ideologiche, incostrazioni confessionali, che non sempre è facile a ponne sparisi. Una l'abbiamo vista come, per esempio, di incrostazione, che pensa che una lotta contro l'occupazione militare di una nazione, di un popolo, siete solo into de Santu. In Capofrasca è nascito un altro soggetto politico, che è il soggetto politico più potente che può ponere un popolo sottomesso che è il nostro, è il popolo sardo. Noi non potremo scramare questo popolo a diventare soggetto politico potente. Non lo potremo scramare che sul metodo antico del comitato, del frontes, eccetera, eccetera. No, non hanno funzionato prima e non funzionano come. E come si crama un popolo? Beh, come te cramaiana i sarvides che hanno baiato un uoco che ti, a suoco, a chi hanno sacramata. Bene, i no che battono un'occupazione militare che non è il vucchidenne. E tanno alloccherimo scramare tutto il popolo, questo soggetto politico potente, che ha visto la guerra adesso nucleare, alloccherimo scramare tutto canto, che ne li dimannare dai numbe veneti, alloscherimo a berre so stancato salmandras, e neanche una solo de mandra manna canta il manna a Sardigna. E chi è che era bene la Capofrasca o chi è che era bene su Treichi a sta manifestazione nazionale del Castello non li poto di mannare dai calemandras il veninne tu no linaro benenni tu casemo di samatessi guerra e stinocche che è scambiato batto un soggetto politico nuovo chi non è la regione che si deve confrontare che è Stato italiano, la regione è su passacarte dei due soggetti politici, una è la nazione sarda oppressa e l'altra è il Stato che le sta opprimendo. La regione può fare che solo de passacarta lo soggetto politico protagonista, fitta in Capofrasca e a Taesse su Treichi in Castello. Grazie Bustiano Composto. Mauro Pili. A cosa serve un'alleanza? Un'alleanza può servire per costruire un percorso politico, istituzionale, sociale e culturale. Io penso che oggi il nostro orizzonte non debba essere quello istituzionale. Se noi dovessimo pensare all'alleanza funzionale alle elezioni, perderemo di vista invece quello che secondo me è l'obiettivo che adesso Bustiano metteva nero su bianco, sul quale io sono totalmente d'accordo. Lo dicevo prima con Gianluca, io posso, ed è corretto che è consigliabile che io usi la parola indipendenza, è utile che un esponente, tra virgolette, considerato moderato, dica alla parte moderata della nazione sarda andiamo verso l'indipendenza? O è preferibile agganciare l'elettorato e la parte moderata della nostra regione, del nostro popolo, di quel popolo che era presente pur non essendo antimilitarista, pur non essendo di destra e di sinistra, pur non essendo indipendentista a Capofrasca? Io penso che sul piano comunicazionale, e la comunicazione è politica, noi dobbiamo cominciare a raffrontarci su quella parte, su quella porzione del popolo sardo che non ha la coscienza e la conoscenza di la prima cosa a cui pensano è: ma la pensione chi me la paga? E noi quella parte l'abbiamo immediatamente persa se non siamo in grado di fargli capire che c'è una coscienza che viene prima e che la tutela che noi nel nostro progetto economico, sociale, mettiamo la tutela di quelle pensioni. Quando io vedo anche miei amici
che sparano a zero sui pescatori di Teulada, perché si sono attrezzati le barche con le mogli, con i figli, con i nipoti, perché quello diventa elemento di remunerazione rispetto al sistema militare, io non me la sento di sparare a zero su quei pescatori, su quelli anche inventati, su quelli che furtivamente... Dico che la mia battaglia è togliere le basi militari, ma garantire per 10 anni i contributi a quei pescatori che non potranno andare a pescare perché l'area non sarà bonificata nel giro di 10 anni. E quindi aggancio e trovo il sistema non per contrappormi a quella parte del popolo sardo con idee rivoluzionarie, perché l'indipendenza è una rivoluzione e come tutte le rivoluzioni spaventa. Il nostro compito oggi è quello di non spaventare più con la parola indipendenza, ma di agganciare quel popolo moderato che ci può far diventare non una battaglia indipendentista, ma una battaglia del popolo sardo di libertà statuale, economica e soprattutto culturale. Io sono uno di quelli che apprezza, guarda bramando il parlare di Bustiano. Io faccio parte di una generazione che non ha avuto la possibilità di imparare così come avrebbe voluto la propria lingua e ne sento la mancanza. Quanti giovani sardi non parlano il sardo? Quante generazioni della Sardegna non parlano così correntemente come lo parla Bustiano il sardo? E quindi dobbiamo trovare un sistema per riagganciarli, per farli innamorare, non rinnamorare perché forse non si sono mai innamorati, innamorare della propria terra, della propria cultura e anche della propria lingua. Ciccio Masala mi diceva sempre, noi non siamo Stato ma siamo nazione e l'Italia è Stato, non è nazione. Ecco, penso che il percorso di riaffermare che noi siamo nazione, in quanto abbiamo un'identità di lingua, di struttura storica, culturale e di concezione rispetto al nostro essere isola, che è un tema su cui noi dobbiamo, io ho detto più di ribadire che l'indipendentismo non deve essere senza risarcimento. Io sono uno di quelli che persegue, diciamo così, la libertà statuale, e qui posso dire indipendenza, con risarcimento, perché noi non possiamo pensare di andare via senza aver codificato tutto quello che ci è stato tolto, tutto ciò che ci è stato negato, tutta la violenza che abbiamo subito. Quindi in questa direzione penso che l'alleanza non si costruisca a tavolino, la si costruisce con un comune sentire, con la volontà di ognuno di noi di perseguire un obiettivo alto e non perseguire gli interessi minuti, anche umani, che ci possono essere di ognuno di noi, se non mettiamo al di sopra di tutto l'interesse del popolo sardo e non una parte del popolo sardo, siano essi di destra e sinistra o indipendentisti. L'interesse del popolo sardo è al di sopra di tutto. Grazie Mauro Pili, che tra l'altro insomma ha proprio fatto un discorso di strategie politiche. Io ho ancora una curiosità, ne avrei molte a dire il vero, però insomma... Rispondo subito a questa domanda, ma mi viene spontaneo dire... Mi raccomando, abbiamo promesso un minuto a testa. Sì, faccio veloce, mi piace l'idea di Mauro, perché adesso anziché travestirci da sardi per poi fare gli interessi dell'Italia, ci dobbiamo travestire da italiani per fare gli interessi dei sardi. È ottimo. Io, come ho detto prima, per quanto riguarda l'unità, per quanto riguarda la possibilità di portare avanti azioni concrete assieme, spero, mi auguro che questa sia stata una delle tante occasioni, spero ce ne siano tante altre, e per quanto mi riguarda come rappresentante di Gentes per Sardegna Possibile, ove vi è anche Progress che è per Sardegna Possibile, insomma do la mia piena disponibilità e sono comunque contento di aver partecipato a questo dibattito e vi ringrazio.
Sì, assolutamente, altrimenti non avevo tempo da perdere, non sono venuto qua. Sono venuto qua per questo fine, penso che questo sia un passo avanti, non avevo dubbi, ero molto sereno da questo punto di vista, ma con un ma. Abbiamo bisogno di una piattaforma nazionale. Energia, agricoltura, lingua, basi militari, quindi contrasto all'occupazione militare, e abbiamo bisogno di non nasconderci dietro un dito tutte le conquiste civili che noi abbiamo in Occidente, non solo, di cui godiamo, il diritto di parola, il diritto di voto, il diritto alla salute, i diritti civili, sono frutto di rivoluzioni. L'indipendenza è un diritto civile, umano, politico, sociale, ed sarà frutto di una grande rivoluzione di cui noi dobbiamo essere protagonisti unitari. Quindi questi due aspetti devono andare di pari passo. Il carattere indipendentista ovviamente non deve essere escludente, ma deve essere includente. Vengano tutti, ma sia chiaro che stiamo andando verso l'indipendenza, perché un popolo sardo che non sa dove andare è un popolo sardo che segue il pifferaio magico, che cade nel burrone. Dobbiamo rendere chiara la direzione, e la direzione non può che essere la decolonizzazione del nostro paese, la liberazione della nostra terra, la liberazione delle nostre coscienze, la decolonizzazione del nostro immaginario, a partire da una piattaforma politica concreta che su questi singoli punti, o anche altri ne verranno, ne discuteremo più avanti, possa essere realizzata. Chi non è d'accordo su questa prospettiva faccia la sua strada. Gli auguriamo buona fortuna, noi andremo avanti lo stesso. Grazie Cristiano Sabino. Bustiano Composto. Ma è stato invitato pure Mauro Pili, è stato invitato il Tesinara sulla televisione che collabora con te, sono stato invitato tutto canto. Proite questa formula di Sacramata, che Sacramata è un soggetto politico autogenerante, cioè chi risponde a Sacramata su los tres puntos de Capofrasca diventa soggetto politico chiamante. Cioè chi abboiata a s'assemblea cramata, cosa di Santa Giusta, cramata sa prossima assemblea, la prossima manifestazione che scusa de sutreichi de Natale in Casteggio. Sol de sutreichi de Casteggio cramana un'altra azione politica, cioè il soggetto diventa non fossilizzato, non incrostato, ma diventa autogenerante. Non si via sul soggetto diventa azione e cramata un'altra azione. Questa è la maniera può coinvolgere canta pulsente possibile. È chiaro poi che non è che l'avanguardia non ha doverese, doveresi specialmente per esempio il ambito indipendentista, la lotta a chi sono nettamente indipendentista è il doveroso che l'ambito indipendentista si impegna al suo massimo. Una ballotta tipo cussa del suo nucleare, cussa contro l'occupazione militare, che sono lotta nazionale. E siccome tutta la nazione subiti questo tipo di oppressione, tutta la nazione ha diritto, se non dovere che uno, a me non mi importa nulla, io so che sono militare, ma comunque sul diritto, se lo riteneti, di rispondere contro questa occupazione. O dobbiamo vietare noi che siamo eletti indipendentisti e quindi possessori di questa verità rivelata? Ma va, cosa ha diritto cante a mie di lottare contro l'occupazione militare. Nessuno piedistallo io ho per essere indipendentista. Io mi devo abbassare dal suo piedistallo e camminare chi s'azzente. Hai reso coraggio di non abbassare dal suo piedistallo, chi s'azzente non si sta aspettando e fino a chi non vede ti impizzo dal suo piedistallo, siamo noi che non siamo separati da s'azzente. Mauro Pili. Io penso che siano
questo tipo di incontri assolutamente utili, perché, lo voglio ribadire, servono per eliminare quel retaggio che molto spesso ha caratterizzato il mondo indipendentista. Io ricordo nella mia seconda elezione da sindaco che venne ad Iglesias Gavino Sale con altri 4 amici, ero io e Mario Melis, no? tu con Mario Melis, e poi venne Zampa con Gavino Sale, eccetera. Io quegli interlocutori di allora che vennero a sostenere la mia candidatura da sindaco, oggi li vedo in 5 movimenti diversi. Quelle 5 delle università di Sassari e di Cagliari. Momo Zucca e Ranieri, che sono 2 che hanno costruito anche sul piano scientifico la rete geofisica per individuare i giganti, sono fuori dagli scavi perché da stamattina la sovrintendenza di Stato è titolare dello scavo della civiltà più antica del Mediterraneo, che è quella nuragica. Eliminati, fatti fuori. Se penso a quello che è stato deciso dalla base militare di Teulada di fare senza alcun tipo di autorizzazione urbanistica, cioè la pianificazione territoriale, perché poi bisogna andare nel concreto, che è uno degli elementi straordinariamente decisivi dell'indipendenza del governo del territorio. Ebbene, lì, in quella zona franca, per tutto, lì stanno costruendo una pista per sperimentare i droni. E la regione sarda non sa niente. Se penso alla decisione del Ministero della Giustizia di oggi che dice il carcere di Buoncammino non lo restituiamo ai cittadini di Cagliari, perché spostiamo 20 detenuti giovani del minorile di Quartucciu, li spostiamo dentro il carcere di Buoncammino, quindi con un obiettivo strategico qual è? Di contravvenire all'articolo 14 dello Statuto della Sardegna che dice finita, cessata la funzione dello Stato, quel patrimonio passa automaticamente alla Regione. È quello che sta avvenendo sui fari. I fari, lo Stato non ce li ha passati, ha tenuto la funzione militare del faro e però fa il bando di concessione per fare la speculazione turistica. Se penso a tutto questo, e io che ne sono, ripeto, infiltrato, mi considero un infiltrato, so che andrà sempre peggio e che quindi bisognerà attrezzarsi e il popolo, con noi o senza di noi, alla fine capirà che vi è verso la Sardegna un atteggiamento che è ostile dello Stato, ma perché prevalgono altri interessi. Concludo. Sulla Tirrenia, io ho toccato con mano nei gangli del sistema dei partiti, bipartisan, quando si è trattato di difendere Ryanair, che potrebbe non essere, voglio dire, una connotazione indipendentista e sarda, che però portava in Sardegna 3 milioni e mezzo di passeggeri, c'era la convergenza del Partito Democratico e del PDL per dire bisogna evitare che Ryanair abbia in Italia condizioni di vantaggio o meglio di privilegio o meglio di condizioni fiscali che sono riconosciute in Irlanda, perché non si può consentire una concorrenza di quella portata all'Alitalia. Quindi prevalevano e mettevano davanti a tutto l'interesse dell'Italia rispetto ai 3 milioni e mezzo di passeggeri che consentivano di liberalizzare o comunque darci un'opportunità di crescita economica per la nostra terra. Ecco, io penso che questo processo sia irreversibile, che non dipenda tutto da noi, noi lo possiamo accelerare. Se la classe dirigente, la classe politica che è intorno a questo consesso o quella che sta fuori avrà l'intelligenza di individuare i punti, ma senza fare azioni che possono... politici, è perché la volontà è questa, la volontà è di confrontarsi, di riuscire a trovare dei modi di lavorare assieme su dei temi condivisi. Oggi forse abbiamo parlato anche troppo di servitù militare, forse ci siamo concentrati anche troppo, però come diceva giustamente Cristiano,
sono tanti i temi che possiamo affrontare insieme. Le servitù non sono solo di tipo militare, abbiamo le servitù culturali, diceva giustamente prima Mauro che non ha avuto mai la possibilità di studiare il sardo a scuola, questo neanche io, infatti siamo italiofoni e sentiamo questa mancanza. Io soffro a non riuscire a parlare e esprimermi in sardo così come lo faccio in italiano. Abbiamo le servitù energetiche, sono fondamentali perché qua stiamo veramente vivendo un far west, stanno praticamente, cioè veramente una corsa a loro, a parte quello che hanno già portato via, però insomma sono lì sotto, vogliono prenderti il geotermico, vogliono il solare, vogliono l'eolico, vogliono il gas, cioè non c'è... Cioè, è praticamente una corsa a prendere. Facciamo un piano energetico, come diceva giustamente prima Cristiano. Insomma, e questo noi l'abbiamo espresso, io l'ho espresso anche nella tesi che abbiamo presentato al recente congresso, per cui vogliamo parlare con quelle forze politiche che hanno capacità elaborative, che hanno comunque una visione intesa proprio nel voler salvaguardare gli interessi dei sardi e della Sardegna. Abbiamo una condizione molto semplice, nessun patto con i partiti italiani. Nel momento in cui si riesce a parlare con persone, con soggetti politici, associazioni che hanno ben chiaro in testa questa cosa, cioè che ormai non si può più ragionare e pensare di poter governare insieme al centrodestra, insieme al centrosinistra. Scusa se ti interrompo, ma ecco, questa quindi è anche la condizione per allargare il fronte agli altri movimenti indipendentisti che in questo momento collaborano con l'uno o l'altro fronte politico, giusto? In questo momento hanno fatto una scelta politica che io personalmente non condivido, non la condivide neanche il mio partito e credo che non la condividano nessuno qua, posto che si può sempre tornare indietro nelle proprie scelte, per cui noi siamo per parlare con tutti, al momento loro però stanno dove stanno, per cui con noi abbiamo... Sicuramente è più difficile, ecco. Però noi vogliamo parlare con tutti perché comunque l'indipendenza la faremo con tutti i sardi e inviterei lo stesso a Mauro a magari a non aver paura di quella parola indipendenza, perché sostanzialmente non è... No, perché cioè non è la parola indipendenza che spaventa, spesso e volentieri è la persona dietro che pronunciava quella parola che magari allontanava, creava pregiudizi, ma se stiamo parlando tra persone normali, moderate, perché io mi considero un moderato nell'accezione positiva, perché spesso si dà un colore un po' negativo alla parola moderata, ma noi non vogliamo lanciare niente, siamo non violenti, per noi i voti che troviamo, tanti voti che abbiamo preso come partito indipendentista sono di persone che non lo sono indipendentiste, che magari hanno sposato quella che è la nostra elaborazione, che magari hanno condiviso quello che è il nostro progetto, quelli che sono i nostri programmi, insomma quindi si